Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questa settimana, per questo lunedì 12 aprile, una settimana ancora arancione per il Veneto che si apre con gli interrogativi di sempre, da un lato il dibattito sulle riaperture, dall'altro quello sui vaccini che continuano a mancare, consegne che ritardano. Sentiremo alle 12:30 il punto stampa del governatore Zaia, ma sono ore concitate perché mancano ancora le dosi, nonostante ci siano diversi annunci che arrivano dal fronte comunitario e anche nazionale da parte dell'esecutivo, perché sarebbero in arrivo domani 360.000 dosi di vaccino nell'hub della difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle singole regioni. Di queste 184.800 riguardano il primo carico di Johnson & Johnson, molto atteso, mentre altre 175.000 sono di AstraZeneca. Da oggi, oltre a questi carichi, è previsto anche l'arrivo dello slot settimanale di Pfizer, e in questo caso parliamo di 1 milione di dosi. Questo è il programma per la settimana, ma le dosi perlomeno in Veneto già scarseggiano. Ma per tutti i dettagli vi rimando ovviamente alla conferenza stampa del governatore Zaia alle 12:30. C'è poi un altro fronte nella giornata di oggi ed è quello del maltempo, perché è stato dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di domani, martedì 13 aprile, su alcuni bacini idrografici del Veneto. Allerta gialla per pericolo valanghi invece su Dolomiti e Prealpi. Lo stato di attenzione è dichiarato sui bacini Piave, Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile, bacino Scolante in laguna. Venti inizialmente moderati di scirocco sulla costa e tesi a tratti forti meridionali in quota dove per l'appunto ci sarà questo rischio elevato di valanghe. Ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi per le prossime ore. La cronaca ci porta in apertura a Padova per un incidente davvero rocambolesco in tangenziale. Vediamo. Grave incidente stradale lungo la tangenziale di Padova. Lo schianto domenica sera all'altezza dell'uscita di Chiesa Nuova. Un'auto guidata da una 25enne è finita fuori strada contro la cuspide del guardrail che si è infilzato dentro l'abitacolo. La giovane donna alla guida è rimasta incastrata pericolosamente. È stata liberata solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e portata d'urgenza in ospedale. Le condizioni di salute della donna sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le cause dello schianto forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Nel Padovano per il funerale di Michele Pasinato, lo schiacciatore della nazionale di pallavolo e della squadra di Padova, originario di Cittadella, è mancato dopo una lunga malattia a soli 52 anni. Si svolgerà quindi alle 15 alla Arena, non poteva essere altrimenti, dato che per anni quella è stata la sua casa pallavolistica, luogo ideale e altamente simbolico quindi per salutare il Paso. Funerali ovviamente che seguiremo. I temi della settimana, i temi del giorno. Vi ricordo appunto l'appuntamento con Zaia alle 12:30, ma c'è già una presa di posizione importante dal punto di vista politico e istituzionale, quella del governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che come sapete adesso è presidente del comitato delle regioni. Così Fedriga si espone sul tema delle riaperture. Sentiamolo. L'ipotesi che sta valutando il governo, ovvero quella di poter aprire qualche attività entro fine aprile, considerando anche la situazione pandemica che sta vivendo il nostro Paese, è un fatto positivo. Anche la Conferenza delle Regioni sta facendo un lavoro importante per scrivere le linee guida al fine di poter riaprire le attività con la massima sicurezza possibile.
Ecco, queste le parole di Federica, che segnano il punto di partenza della settimana attorno al dibattito sulle riaperture. Tra l'altro, in questi minuti a Roma è in corso un incontro tra diversi operatori del terziario, commercianti, ristoratori e il sottosegretario Durigon. A questo incontro sta partecipando anche il presidente di Veneto Imprese Unite, Andrea Penzo Aiello. Forse nel corso di questa diretta ci collegheremo per capire cosa sta succedendo. Doveva esserci una manifestazione, la manifestazione non è stata autorizzata dalla questura, però la partita è in corso e ovviamente per fare il punto della situazione siamo collegati con il nostro consulente aziendale di fiducia, Nicola Palumbo. Buongiorno Palumbo. Buongiorno, salve a lei, salve a tutti quanti. Oggi Palumbo siamo particolarmente felici di averla con noi perché lei in queste settimane ha combattuto la sua personale battaglia contro il Covid. Innanzitutto come sta Palumbo? Beh, io bene, meglio, insomma, è stato un periodo non facile e soprattutto per i miei affetti, i miei cari, che a differenza mia hanno reagito peggio alla malattia. Io in 4 giorni ho visto finire i sintomi e poi è stata una lunga e lenta convalescenza verso il tampone, che poi è stato negativo. Alcuni miei affetti invece hanno, anche perché insomma particolarmente anziani e fragili, hanno avuto sintomi molto più importanti, sono ancora oggi in ospedale e stanno combattendo, anche se sembra che ogni giorno ci sia un passo verso l'uscita da questo incubo. E devo dire che il Covid, finché non lo conosci, lo puoi studiare, lo puoi apprendere dai mezzi di informazione, ma finché non lo conosci non lo puoi capire. È qualcosa che ti entra dentro e che non ti fa respirare bene. Io a 31 anni ho avuto per un giorno o 2 la paura di non respirare bene. E questo devo dire che è una sensazione veramente brutta e che non pensavo mai di dover correre. Io spero, ma insomma le notizie che arrivano sono buone, che nel giro di qualche giorno si possano riportare a casa tutti i miei affetti, i miei cari. Sono stati giorni veramente duri e devo dire, me lo consenta, un grazie a operatori, medici, infermieri dell'ospedale San Valentino di Montebelluna, che sono persone veramente splendide, oltre che professionisti capaci, ma anche persone con una vocazione, vorrei dire, per il loro mestiere che va oltre ciò che un medico, un infermiere sarebbe tenuto a fare. Quindi intanto grazie a loro e pare che il peggio sia dietro di noi. E Palumbo, lei ha raccontato questi frammenti, questa sua esperienza anche sui social, dove ha avuto parole molto dure nei confronti dei cosiddetti negazionisti o riduzionisti. Certo. Allora, guardi, io penso che ognuno possa dire ciò che vuole. La libertà non si discute nel poter esprimere un'opinione. Ciò che a me dispiace è quando dalla libertà si arriva all'offesa, all'insulto, all'andare oltre quelli che sono i normali paletti di una discussione tra persone civili. Dopo più di 12 mesi, ormai sono 13, con oltre 100.000 morti, con oltre non so quante terapie intensive occupate, con non so quante persone che sono state messe in difficoltà, con non solo la parte sanitaria ma l'economia in grande crisi. C'è ancora chi ritiene che questo virus sia una montatura, che non esiste, che è un'influenza. Non è un'influenza, signori. Lo possiamo dire, cioè se uno vuole dire una baggianata può dirlo, ma basta che sia chiaro a tutti che di una baggianata stiamo parlando. Questo virus è qualcosa di veramente subdolo, infame, si insinua tra le pieghe di ciò che è più intimo, cioè la nostra capacità respiratoria, e fa davvero male. Un'influenza non fa così, ne ho prese tante nella vita, non fanno questo, non mandano in ospedale con questa gravità.
Io ho avuto 2 parenti, di cui uno abbastanza giovane, con il casco, in situazione critica. Allora l'influenza non ti porta a questo. Ecco, se poi a questo si aggiunge coloro che ritengono che i vaccini non debbano essere fatti perché non sono sicuri, perché non sono perché chissà che complotto c'è alle spalle, eccetera eccetera, beh, allora vorrei chiedere a queste persone: ci indicate una via per uscire che non sia la singola protesta, perché a me sembra che quei paesi che stanno vaccinando molto stanno uscendo, e quindi quella è la nostra strada, vaccinare molto e vaccinare presto. La vaccinazione come condizione per ripartire, e qui arriviamo, Palumbo, perché poi questo è il suo ambito di competenza, le aziende, il commercio, appunto un mondo che freme e che è letteralmente in ginocchio, soprattutto alcuni comparti. Si parla di riaperture, se ne parla sempre più spesso. Prima abbiamo sentito anche le parole del governatore Fedriga, che chiede di anticipare la tabella di marcia che era stata annunciata dal governo. Ma come si fa a conciliare tutto questo? Allora, intanto si potrebbe partire dai dati. Noi sappiamo dopo un anno che le situazioni all'aperto sono molto meno pericolose rispetto a quelle al chiuso. La possibilità di contagiarsi, di infettarsi in spazi aperti è irrilevante, dicono molti scienziati. Quindi possiamo partire proprio da quelle situazioni lì. Chi ha la possibilità di avere un plateatico, di avere uno spazio aperto dove poter svolgere la propria attività, deve poterlo fare. Stiamo andando anche diciamo verso la bella stagione, verso il bel tempo, verso il caldo, si può anche stare fuori. Oggi non è giornata forse per parlare di bel tempo, però la stagione è dalla nostra. Iniziamo da quelle realtà che possono farlo e poi gradualmente noi dobbiamo dare delle scadenze certe. Ciò che manca, ciò che è mancato tantissimo in quest'anno non è stato solo il fatto di essere chiusi, ma la privazione di certezze sulle riaperture, cioè dire: guardate signori, dovete stare chiusi fino a questo giorno, da questo giorno se i dati saranno con noi potrete riaprire in questi termini, con queste linee guida. E invece è stato tutto un attendersi di un venerdì dietro l'altro, di un colore dopo l'altro. 7 giorni sei giallo, i 7 giorni dopo potresti essere rosso, quindi compri la materia prima ma poi la devi buttare via, stipuli contratti che poi non valgono nulla, fai accordi che poi sai che non porteranno da nessuna parte. Quindi tutta questa incertezza è una delle principali cause della crisi mentale dell'imprenditore più che economica, perché quella si può risolvere forse, e dando i soldi qualcosa si può fare, ma la crisi mentale, l'energia che viene meno, l'entusiasmo, la voglia che viene meno proprio perché mancano certezze. Questa cosa è la base di qualunque attività di impresa. Creare un percorso, andare per tappe, crescere, sviluppare, programmare. È chiaro che se il nostro termine sono i 7 giorni è un problema. Quindi quello che io mi aspetto, e che mi aspetto che avrei forse voluto vedere prima dal governo Draghi, ma spero che oggi in questi giorni venga messo in campo, è proprio la capacità di dare scadenze. Cioè oggi si parla del 20 aprile, ma ne siamo certi? No. Certo. Nessuno, sono voci, sono spifferi. Lo vogliamo dire che il 20 aprile chi potrà aprire, chi avrà i dati per poterlo fare, potrà aprire? E vogliamo dire che chi ha la possibilità di aprire un plateatico, di stare all'aperto, potrà aprire? Perché queste realtà non soffrono solo la mancanza economica, soffrono la mancanza di certezze. La difficoltà nel programmare. Chiedo alla regia se per caso si è collegato anche il nostro nuovo ospite. Non ancora, lo stiamo aspettando, perché volevo che vi incontravate, Palumbo, perché penso sia un'importante testimonianza la sua. A proposito di date, ecco, è arrivato, mi dicono che è arrivato, quindi do il benvenuto e lo saluto caramente il dottor Antonio Farnia, che è primario
Mario, buongiorno dottore, della terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. Buongiorno davvero. Dottore, noi qui abbiamo Nicola Palumbo che ha appena ringraziato gli operatori sanitari, in questo caso di Montebelluna ma trevigiani in genere, perché appunto in queste settimane lui e la sua famiglia hanno lottato contro il Covid. Palumbo, vuole dire qualcosa al dottor Farnia? Ma allora, intanto piacere di conoscerla, intanto grazie per quello che fate, che fa e che i suoi colleghi fanno ogni giorno. Io ho avuto a che fare in questi giorni e ho avuto a che fare con persone prima di tutto umane, prima che professionisti capaci, quindi non posso dire altro che dire grazie. Poi so che è stato un anno molto duro anche per voi, di grande stress, spero che a breve, complici i vaccini, ci possa essere anche una situazione di maggiore rilassatezza anche per il vostro campo. Allora, grazie a lei per le belle parole. Nicola Palumbo, grazie davvero, ci vediamo la prossima settimana per fare il punto della nostra economia, insomma delle nostre aziende, per tastare un po' il polso di una situazione in continua evoluzione. Grazie quindi a Nicola Palumbo. Arrivederci, grazie. Dottor Farnia, cominciamo dalla fotografia esatta della situazione attuale al Cafoncello in terapia intensiva. Com'è la situazione? Che cosa ci può dire? Allora, la situazione è altalenante in questi giorni, anche se devo dire che da una settimana abbiamo un aumento del numero di posti disponibili da 1 a 3 circa, e in tutta l'azienda siamo passati da un minimo di 8 posti disponibili la scorsa settimana ai 16 attuali, quindi direi che nell'economia generale in questo momento siamo un po' più tranquilli rispetto a un po' di tempo fa. Quindi c'è meno pressione in terapia intensiva, quindi già questo è un dato importante, perché abbiamo visto con l'esperienza nel tempo che il dato delle terapie intensive è l'ultimo a sgonfiarsi, mi permetta questo termine così. Sì, in realtà è la vera unità di misura del problema di un sistema sanitario. L'abbiamo visto oramai che al di là del numero delle persone, degli indici RT, delle positività, poi alla fine quello che conta è quanto le terapie intensive sono in grado di dare una risposta al cittadino. E quindi in questo caso siamo in una situazione di discreta tranquillità ora. Il problema è che la pressione non è ancora terminata. Francamente le pneumologie, le terapie subintensive, che sono molto importanti come le terapie intensive, in questo momento stanno ancora soffrendo, per cui noi attendiamo con ansia che ci sia una riduzione anche delle terapie subintensive per poter essere un po' più tranquilli. Ecco, quando è, dottore, che potremo dirci fuori dall'emergenza ospedaliera? C'è un punto esatto che ci potrebbe far tirare un sospiro di sollievo? Ma in realtà questo non c'è, anche se tutti noi ovviamente ci speriamo. Abbiamo visto l'esperienza dello scorso anno, quando a maggio in realtà c'è stato un crollo dei contagi e dei ricoveri. Noi siamo arrivati a 0 pazienti e quindi tutti quanti speriamo nella stagione bella per vedere un cambiamento. Stiamo andando avanti con i vaccini, come abbiamo tutti sentito anche da precedenti, oramai lo sentiamo tutti i giorni, anche se in maniera un po' altalenante e non dipendente da noi, ma dall'approvvigionamento dei vaccini, mi pare di capire. E credo che mettendo insieme vaccinazioni e bella stagione, probabilmente quest'estate forse staremo un po' più tranquilli. Sulla ripresa eventuale in autunno dipende solamente dalla quantità di persone che riusciremo a vaccinare.
Secondo lei, dottore, appunto da interno e da uomo di scienza, questa campagna vaccinale, dove sta il nodo? Lei si è dato una spiegazione, perché di fatto gli annunci sono gli annunci, poi nella realtà si vaccina a pieno regime, ma non si vaccina come si dovrebbe, cioè siamo lontani dai vari obiettivi target. Riusciremo a riallinearci? Allora, a me pare, perché io ho assistito a vari aspetti della campagna vaccinale, abbiamo cominciato presto, abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto quasi tutti i vaccini che ci erano arrivati, abbiamo dovuto mantenere una certa quantità per le seconde dosi, perché questo era previsto dalla campagna vaccinale. Temo che i problemi essenzialmente siano a due livelli. Il primo è che forse alcune aziende non hanno tenuto le promesse sull'approvvigionamento dei vaccini, sulla distribuzione dei vaccini. Secondo, la pessima pubblicità su alcuni vaccini. Insomma, io credo che troppa gente a cui non aspettava di dire le cose, poi alla fine le ha dette, tutti parlano anche su cose che non conoscono, credo. E per quanto riguarda l'AstraZeneca, io direi che è uno dei vaccini che ci porta fuori da questo problema, e insomma l'abbiamo visto in Inghilterra, non capisco perché noi siamo differenti dagli inglesi. E questo va detto, ribadito, sottolineato. Dottore, le chiedo qualche istante di pazienza perché abbiamo un brevissimo break pubblicitario, poi torno da lei. A dopo. Certamente. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera e avere tutti gli aggiornamenti da parte del governatore Zaia, ma siamo collegati, non lo vedo ancora, con il dottor Antonio Farnia, che è il primario della terapia intensiva del Cafoncello. Tra l'altro lo ringrazio ancora, il dottor Farnia, perché con lui avevo fatto un viaggio nel novembre scorso all'interno proprio della terapia intensiva del Cafoncello, un viaggio nel quale abbiamo raccontato quello che stava accadendo. Eravamo all'inizio, dottore, della seconda ondata e il numero si stava incrementando drammaticamente giorno dopo giorno, è così? Sì, la seconda data è stata più impegnativa della prima. Guardi, le do due numeri, anche se alcuni ultimamente sono un po' meno recenti, ma noi nella prima ondata abbiamo avuto ricoverati 82 pazienti, e sto parlando dal 1° febbraio al 30 settembre. E in quella seconda ondata, che poi è diventata seconda e terza probabilmente, il 1° ottobre, al 30 gennaio noi abbiamo avuto 180 pazienti, quindi qua più del doppio, e adesso arriviamo a quasi tra 280 e 300 pazienti in totale che sono passati per la nostra terapia intensiva. I numeri sono molto più importanti di quelli della prima ondata, e soprattutto il tempo di durata di questo fenomeno è molto più lungo, e quindi è un po' più stanca a tutti i livelli. E parlano questi numeri di un impegno continuo da parte di voi operatori, perché di questo stiamo parlando anche. Sì, impegno continuo non tanto per il lavoro, perché non è che ci preoccupiamo della quantità di lavoro, ma è soprattutto la stanchezza, perché sono stati sospesi molti canali ferie, per cui molta gente non è mai andata in ferie, neanche durante le feste di dicembre, e questo comincia a logorare un pochettino il personale, e neanche a Pasqua sono andati in ferie. E soprattutto perché inevitabilmente, come tutte le cose, questa pressione influenza anche l'attività chirurgica normale, tutti quelli quindi che hanno bisogno di assistenza per altro
e non per il Covid ne vengono ad avere un danno. Appunto, perché lo ricordiamo, non esiste solo il Covid. Tra l'altro voi nelle scorse settimane avete anche curato, è diventato un caso nazionale, Marta Novello, la ragazza aggredita a Mogliano. Lei in prima persona, dottor Farnia, come ha vissuto anche la vicenda di Marta? Beh, è una vicenda che ha scosso tutti quanti e ci ha dato l'idea di quanto, al di là della situazione in particolare, di quanto sia la sofferenza delle persone al di fuori del caso specifico. Voglio dire, probabilmente questa situazione di chiusura, di mancanza di una normalità, tra virgolette, ha accentuato comportamenti che sono francamente difficili da comprendere in una situazione normale. E quindi cosa le dico? È andata bene, siamo stati molto felici del risultato. Più che bene, questo ha messo in evidenza che i comportamenti vanno tenuti sotto controllo e francamente sono sfuggiti a mio modo di vedere, ma non lo vediamo solo in quel caso, l'abbiamo visto in molti altri casi di sofferenza della gente al di fuori. Certo, anche questo è un dato che va assolutamente monitorato. Lei prima, dottore, ha lanciato un messaggio preciso, lo riprenderei proprio adesso che siamo a ridosso del collegamento con Zaia, quello delle vaccinazioni, soprattutto per quanto concerne AstraZeneca. Noi stessi riceviamo tante segnalazioni, tante telefonate di cittadini preoccupati. Ecco, ribadiamo quel concetto. AstraZeneca è sicuro e il vaccino più in generale? Allora, i vaccini in generale hanno cambiato la storia dell'umanità e questo spesso noi ce lo dimentichiamo. Tutti i vaccini che abbiamo visto e che abbiamo messo in uso in Italia sono stati posti in uso dopo che più enti regolatori istituzionali li hanno considerati sicuri. E nessun farmaco, nessuna sostanza che noi possiamo introdurre nell'organismo è sicura al 100%, però se noi facciamo una bilancia, come sempre dobbiamo fare di tutte le cose, l'AstraZeneca, che in questo momento è un vaccino che è stato messo sotto i riflettori, è un vaccino assolutamente che ha dei vantaggi rispetto agli svantaggi segnalati, e io cosa posso dirle? Che se adesso mi offrissero il vaccino AstraZeneca non avrei nessun dubbio a farmelo somministrare a me e ai miei familiari, se questa è una risposta possibile, perché vedo troppi problemi legati al Covid e non ho assolutamente dubbio che il vaccino comporterebbe dei grandi vantaggi. Dottore, messaggio chiaro e preciso, la ringrazio davvero. Grazie ad Antonio Farnia, che è primario della terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. È arrivato nel frattempo Luca Zaia, ci colleghiamo con Marco. Grazie a tutti voi, buongiorno. Che rappresentano il 4,99 del totale dei tamponi, che sono 11.747. Vi ricordo sempre che questo è il bollettino meno attendibile della settimana, che è quello del lunedì. Quindi domani avremo certezza maggiore, perché è inevitabile che a fine settimana si possano accumulare dei dati. Totale dei positivi sono 395.794. Questo è il totale dei positivi che sono stati tracciati dal 21 febbraio. Il totale dei positivi di oggi è 31.687, che sono esattamente i positivi oggi in quarantena in Veneto, metà dei quali sono asintomatici statisticamente. I ricoverati sono 2.122, siamo sempre sopra il massimo di marzo, che era 2.068, più 24.
ma nello specifico sono più 26 in zona non critica e meno 2 in terapia intensiva. Quindi si entra ancora perché in ospedale i nostri 70-80 ricoveri al giorno li facciamo sempre. C'è una flessione nelle terapie intensive. Voi avete visto 301 in terapia intensiva, più i non Covid, che sono 2,74 terapie intensive, fanno 5,75 le terapie intensive oggi occupate in Veneto. Vi ricordo che a dicembre abbiamo passato le 700. Totale di morti 10.952 più 11. Totale dei dimessi 19.003. Queste sono persone che sono entrate in ospedale e sono uscite vive. Allora, voi sapete che siamo ancora una settimana di zona arancione, nel senso che per i dati che abbiamo avuto noi avremo oggi dei dati da zona gialla. Se avessimo la vecchia classificazione in corso saremmo zona gialla. È pur vero che abbiamo ancora infezione, perché quando abbiamo ancora 70-80 ricoveri al giorno vuol dire che il virus sta circolando. Da questa mattina è partito il professor Baldo con le scuole sentinella, le prime scuole sentinella, per andare a regime con quel progetto, sapete, che noi avevamo già pensato e progettato col professor Baldo, con la dottoressa Russo, già da gennaio, ma poi non avendo avuto le scuole chiuse non siamo mai riusciti a partire perché ci vuole la materia prima, ci vogliono i ragazzi da testare. Questo ci darà una dimensione del grado di circolazione del virus. Per quanto riguarda il futuro, dopo magari vi darà un aggiornamento l'assessore Lanzarin. Stiamo lavorando come governatori, ovviamente con i gruppi di studio eccetera, per le nuove linee guida per le aperture. Io resto convinto del fatto che dovranno essere anche cambiati i 21 parametri. Voi sapete che tutti fanno la stessa domanda, no? Ma lei è d'accordo per la classificazione in zone? Il problema non è la classificazione, il colore della zona, il problema è come ci arrivi a quel colore. Perché ci puoi arrivare col turbo, cioè appena ti muovi sei già in zona rossa, oppure ci puoi arrivare in maniera molto più equilibrata. Allora io penso che un tagliando al modello di attribuzione delle zone sia fondamentale, quanto mai necessario, perché vi ricordo che al di là del fatto che adesso abbiamo aumentato le terapie intensive rispetto a marzo, abbiamo protocolli di cura che prima non avevamo, vi ricordo sempre che siamo i primi per monoclonali, anche qui noi veramente stiamo utilizzando anche 10 volte i monoclonali di alcune regioni, cioè noi siamo di fatto, penso che siamo sicuramente la prima regione d'Italia, ma quello che al secondo posto ne ha forse un quarto dei nostri o giù di lì. Detto questo, c'è anche l'aspetto delle vaccinazioni, per cui è fondamentale capire che l'RCT di ieri non è l'RCT di oggi, visto e considerato che abbiamo già inoculato 1.100.000 vaccini. Vi confermo che sulle vaccinazioni stamattina abbiamo fatto una riunione importante, come lo sono tutte, ma stamattina siamo andati in approfondimento e stiamo parlando ancora di campagna vaccinale. Noi abbiamo 86.000 vaccini, quanti sono? 86, 88, non mi ricordo più. 87,374. Oggi, stamattina, considerate che nelle ultime 24 ore abbiamo fatti 21.000 se non ricordo male, 21.574, capite che noi bisogna andare avanti per fare una mano tirato per riuscire ad arrivare alle forniture che arriveranno tra mercoledì. Mercoledì dovrebbero arrivare i Pfizer, che nella migliore delle ipotesi avremo in uso il pomeriggio, nella peggiore da giovedì mattina. Ci sono già delle ULS che faranno mano tirato addirittura in sospensione, tipo Treviso o altre ULS, ma un po' tutte comunque sono a scartamento ridotto, perché noi arriviamo purtroppo troppo lunghi sempre negli ultimi 2 giorni, come sapete. La settimana è fatta di 7 giorni, noi i compiti per casa li facciamo in 5 e quindi è inevitabile che abbiamo 2 giorni di star lì Sinceramente potremmo anche distribuire in maniera più equilibrata, però è vero
che poi tarare una macchina per uno sforzo e poi abbassare, andare via con il motore al minimo, rischia che poi quando arrivano numeri importanti devi investire tanto più sforzo per riportarla a regime. Quindi da un punto di vista industriale è sbagliato. Detto questo, il commissario mi ha confermato che arriveranno appunto i vaccini sia Astra che Johnson & Johnson sta settimana. Sono 136.000 di Pfizer, 126.000 di Pfizer, 13.000 di Astra e 14.000 di Johnson, 14.006. Pfizer, Astra e Johnson & Johnson, Moderna non pervenuto, sono già 2 settimane che non si sa che storia c'è. Capite che il commissario si è preso la briga anche di fare un calcolo della nostra capacità vaccinale, ha detto voi potreste andare via a 25.000 al giorno, ma noi ormai siamo tarati per andare via molto più forti, ci vogliono vaccini. Io spero che il governo, che il presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono, o quantomeno abbiamo ragionevoli certezze di dire che comunque di offerenti ce ne sono sempre in giro. Qualcuno si prende la briga, chi lo può fare, si prende la briga di andare al vedo a capire se questi vendono chiacchiere o vendono vaccini. Noi nel nostro programma ragionevolmente con queste forniture contiamo di chiudere gli over 60 entro giugno, entro l'estate. Se non ci fanno scherzi con le forniture, no, l'estate, scusami, entro l'estate, cioè entro il 21 giugno, cioè entro sì, perché stavo dicendo primavera, entro il 21 giugno, cioè prima dell'estate. Se non ci sono, diciamo, guai con le forniture come quelli che abbiamo avuto fino ad ora, verosimilmente noi abbiamo questo obiettivo. Stiamo facendo tutta una serie di conti con gli ingegneri gestionali capitanati dall'ingegnere Fattori e speriamo di poter realizzarlo, perché poi lo diciamo sempre, no? Su 100 over 60 3 perdono la vita se si infettano. L'età media dei nostri decessi è stata sugli 80 anni, 81 anni. Sappiamo che le persone a rischio sono i maschi sopra i 65 e le donne sopra i 75, quindi metterli tutti in sicurezza assieme a fragili e a vulnerabili significa aver fatto il 90% del lavoro. E stamattina ho incontrato la stampa estera alle 11, è stato un bel incontro, che anzi ringrazio per questo incontro. Abbiamo parlato di turismo. E vi ricordo che, vi do solo 2 dati del turismo, vi ricordo che di 70.260.000 presenze noi abbiamo avuto un calo 19 su 2020 del 54%, e vi ricordo che gli ospiti stranieri in Veneto valgono, di quei 71 milioni di presenze, valgono il 68%, cioè il 68% di quel blocco sono stranieri. E con tutta una serie di difficoltà che hanno avuto, abbiamo assolutamente pesando molto nel nostro bilancio, perché pensate che gli stranieri sono calati del 68%, cioè gli arrivi, le presenze, scusatemi, straniere che rappresentano il 68% del nostro totale sono anche calate del 68%, quindi 54% in generale calo delle presenze, rapportate solo agli stranieri 68, cioè gli stranieri pesano di più, giustamente, no? E quindi hanno avuto anche un calo più importante. Abbiamo parlato di una stagione che noi confermiamo. È stata utile questo incontro perché, giustamente, parlando da Mosca, Danimarca, gli Stati Uniti, insomma c'erano un po' tutti, veramente c'erano molti, gli spagnoli, i francesi, gli ungheresi hanno parlato, hanno fatto domande. Ne viene fuori che c'era, obiettivamente ancora non era stato colto il fatto che noi apriamo. La stagione turistica, il Veneto la conferma.
e poi vedremo come declinarla rispetto a tutte le linee guida eccetera, ma come l'abbiamo aperta l'anno scorso che non eravamo neanche vaccinati, a maggior ragione uno dice per una logica diciamo proprio conseguenza affronteremo anche questa partita. Sono molto interessati, devo anche dire che c'è già un incremento di prenotazioni, questo me lo dicono gli operatori, cioè i loro ospiti stranieri si stanno interessando e io ho ringraziato in apertura Anthony Fauci. Ieri ha fatto c'è stata un'agenzia rilanciata a livello internazionale, hanno chiesto a Anthony Fauci quando si tornerà al turismo e lui ha detto male che vada entro l'autunno e io non vedo l'ora di tornare in Italia, quindi ho ringraziato Fauci perché sicuramente uno statunitense che viene in Italia non può non passare per Venezia e per il Veneto. C'è molto interesse, ma veramente molto interesse, credetemi, non mi sarei mai aspettato tutto questo interesse rispetto ad avere informazioni, no? La stagione culturale a Venezia riparte, le grandi navi, ci saranno le spiagge aperte, i campeggi, mi hanno chiesto dei campeggi e un po' di informazioni in generale. Ecco, il mondo è interessato a capire quali saranno le regole. Allora io ho già detto una cosa, a meno che Roma non ci fermi, per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema, che non cominciamo a fare distinzioni, ma chi te l'ha fatto, ma dove l'hai fatto. Ci sarà una dichiarazione, tutti erano allergici al passaporto sanitario, adesso vedete che bisognerà chiedere qualcosa, no? Quindi prima roba, perché ci hanno chiesto ma quelli che si sono vaccinati, e io penso che hanno le porte aperte in Veneto e noi faremo di tutto perché siano aperte, ma penso anche in Italia, spero. Dopodiché molti sono preoccupati del fatto di queste mini quarantene, tamponi prima, tamponi dopo. Lì dovremmo lavorare, ne parlavamo anche stamattina in riunione anche con l'assessore Lanzarin, dovremmo lavorare le nuove linee guida perché il turismo non deve essere una complicazione della vita, nel rispetto della salute e di tutto. Tanto ci sono già gli esperti che dicono che bisogna chiudere tutto, no? A tutte le ore bisogna chiudere tutto. Cioè voi avete capito che se tu dici che fai il lockdown hai la certezza matematica che il virus non gira più perché non gira neanche più le persone, le chiudi in casa, se non serve per diesel aureo per fare ste robe. Allora la vera sfida qual è? È aprire con gradualità, affrontare, ed è esattamente quello che sta facendo il gruppo di lavoro, e sta settimana chiudiamo sto lavoro per le regioni, affrontare tutto quello che è una nuova frontiera. Io penso insomma le palestre, i ristoranti, i bar. Io non è che faccio il chiusurista o l'aperturista, vi dico che ormai noi dobbiamo metterci in testa che dovremo convivere con questo virus e i cittadini devono capire che le regole vanno rispettate in maniera ossessiva se vogliamo evitare, perché finché mi arrivano un centinaio di persone tutti i giorni in ospedale, che sono la punta di un iceberg di un sacco di contagiati, perché abbiamo detto che 100 rappresentano il 5% dei contagiati della giornata, diciamo così, vuol dire che c'è ancora molta gente che si contagia, in qualche maniera si contagia. Beh, insomma, la riunione con la stampa estera sul turismo è stata molto positiva e voglio ringraziare tutti i nostri operatori perché hanno saputo lasciare e costruire un buon rapporto con la comunità internazionale, e questo si è percepito anche oggi in questo colloquio che ho avuto un po' con tutti i giornalisti. Chiedono che posizione abbiamo sui vaccini non autorizzati e io ho confermato, l'ho chiesto fra l'altro una giornalista della TASS, quindi russa, io ho confermato che bisogna uscire dalle posizioni ideologiche, che fino ai vaccini noi non ci siamo mai preoccupati di capire la provenienza dei farmaci che assumiamo. Ditelo. Tutti noi non siamo mai andati a vedere se è fatto in UK, Russia, Cina o da altre parti. Con i vaccini sembra che la geografia sia sinonimo di validità. Questo ce lo devono dire le autorità regolatrici, però è giusto che se c'è scienza sia messa in campo. Cioè, i cinesi con Sinovac hanno vaccinato 165 milioni di cittadini, è il dato di ieri, io vi ho detto 140 milioni ma adesso è aggiornato. Sembra che abbiano una risposta anticorpale mediocre o media rispetto a quello che hanno altri vaccini, ce lo diranno le autorità. Così Sputnik insomma, è stato inoculato a molti cittadini, così altri vaccini come Novavax, CureVax
cioè tutti i vaccini che comunque magari sono anche autorizzati, pensate, dall'FDA, e qui ancora da noi non si possono utilizzare. Noi siamo senza vaccini, non ci sono vaccini, io non so più in che lingua dirlo, cioè purtroppo noi la viviamo più peccaminosamente perché sappiamo che possiamo farli, perché se tu vai via con una capacità ridotta di inoculazione, cos'è che succede? Che non è che ti dici mi mancano, perché c'è sempre il magazzino pieno. Cioè io riporto la situazione e dico è un'opportunità di vita e di economia per un territorio, noi dobbiamo vaccinare e spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprare questi vaccini. Ultimo aspetto, mi hanno chiesto, così vi evito, magari che non vorrei mai che trovaste delle dichiarazioni, è l'ultima che mi ricordo, mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto. Se qualcuno lo vuol fare in giro per l'Italia lo fa con i vaccini suoi, non ci devono essere forniture perché vuol dire che li sottraggono anche a me è Veneto, giusto? Terzo aspetto, quindi non entro nelle scelte individuali. Terzo aspetto, ricordo che c'è sempre un aspetto etico e di programmazione, che noi a livello nazionale abbiamo l'obbligo di vaccinare gli over 80 e poi a scendere. Quindi per fare progetti Covid free vuol dire che si sceglie di andare a vaccinare 20enni, 17enni, 30enni. Però la posizione del Veneto è che la nostra isola si chiama Veneto, quindi non andremo a cercare comunità o altre robe, tutti si meriterebbero, signori, da Cortina a Venezia, che non dovevo dirla per prima, piuttosto che la Val Zoldana o il Delta del Po o Bardolino o altre località, sì, tutti avrebbero diritto a dire Covid free, ma per noi Covid free deve essere il Veneto, quindi la proposta sostanzialmente il Veneto la fa per il Veneto, quindi ci diano i vaccini che facciamo Veneto, isola Covid free. Basta. Allora, domande: Tosato, Moscati, Vanzan e Di Gennaro. Buongiorno Presidente. Mi sembrava un po' strano che lei non fosse d'accordo col suo amico Bonaccini sulle isole Covid free, veramente. No, ma guarda, cioè sinceramente non so, non conosco la posizione di... No, è identica alla sua, non voglio dire che sia una cosa concordata, ma insomma evidentemente... No, concordata zero, non è che ho sentito io Bonaccini. Ma evidentemente avete un modo analogo di ragionare. Comunque... Ma è buon senso, scusate. Soprattutto i nostri imprenditori, i nostri cittadini mi scrivono e mi dicono: ma scusa, ma i vaccini apre quell'isola di Chisei? Cioè... ci siamo capiti, no? Ecco, la domanda riguarda i tempi delle riaperture, perché ci sono anche qui mi pare delle opinioni discordi, non soltanto tra governo e regioni, ma anche all'interno del governo. C'è il ministro Speranza che sta frenando, dice che non bisogna bruciare i tempi. Non si comprende bene, forse lei la comprende visto che ha interloquito, la posizione del Presidente del Consiglio, che da una parte dice che la ripartenza è indispensabile, però deve avvenire con gradualità e deve premiare in qualche modo le regioni che vaccinano di più, che vaccinano in maniera più appropriata. È possibile ipotizzare, non dico un calendario, ma dare agli operatori e ai cittadini una prospettiva temporale? Per esempio, a maggio succederà certamente qualcosa, sì. O è forse anche questo? No, secondo me succederà. Allora, partiamo dal presupposto, il decreto approvato dal 7 di aprile prevede che ci sia un tagliando prima del 30 aprile, quindi si sta lavorando per quello, il famoso 20 aprile, no? Poi verranno, non verranno, io non ve lo so dire perché il decreto è del governo, non è della Regione Veneto. Però siccome i gruppi di lavoro, dopo l'assessore vi darà un aggiornamento, stanno lavorando,
per conto della conferenza delle regioni in vista di questa tappa. Io dico che noi non stiamo facendo gli eroi, non vorrei mai che qualcuno poi fra qualche settimana dice guarda che situazione sanitaria, Zaia allora diceva di aprire. Io dico semplicemente che l'emergenza sanitaria c'è, abbiamo 2200 persone in ospedale, però è pur vero che da qui all'infinito abbiamo la certezza matematica che torneremo tutti liberi, giusto? Se si tratta di capire qual è lo spazio da qui all'infinito. Ma non è che possiamo preoccuparci il giorno dell'apertura di stabilire le regole. E io penso che verosimilmente a maggio o a fine aprile, se poi il governo deciderà questo, si comincerà ad allentare. Tanti dicono, ma anche nel gruppo di lavoro, il tema degli spazi aperti da privilegiare, eccetera. Ma comunque sarà un lento, graduale allentamento. Guardate, questa fase qua l'abbiamo vissuta l'anno scorso, è inutile facciamo finta di non conoscerla. Cioè, on-off non esiste tutti chiusi, tutti liberi. Se si allargherà, considerate che partiamo però da un presupposto che l'anno scorso non avevamo col fine lockdown del 4 maggio, che noi abbiamo tutte le aziende aperte, tranne ovviamente bar e ristoranti e le palestre eccetera, mi si perdoni quelli che non ho ricordato, gli spettacoli viaggianti, mondo di intrattenimento e altro, però la massa delle attività produttive opera non è mai stata chiusa, quindi la nostra graduale apertura è rivolta a quella soprattutto nicchia che ancora è chiusa. Non dimentichiamoci questo passaggio, perché non stiamo pianificando linee guida vi ricordate che l'anno scorso a maggio, aprile pianificavamo come aprire le fabbriche, che il distanziamento d'area e le mascherine, queste robe qua non le abbiamo tutte superate, quindi sarà molto più veloce anche la procedura. Un'altra cosa che volevo chiederle per quanto riguarda l'accenno che lei ha fatto alla campagna di prevenzione con le scuole sentinella, sì. Magari forse l'assessore può dirci qualcosa di più. No, ma l'assessore se lo segna, facciamo così per evitare. Allora l'assessore si segna e poi vi dà lei. Diamo i dati di nuovo. Ma dalli dopo. Va bene. Sì, diamoli dopo, segnati, ti ricordi? Sì. La ringrazio. Basta, quindi Moscati, Nuovo Terraglio, poi Di Gennaro, Venezia Today, Vanzan, Il Gazzettino. Sì, buongiorno Presidente. Io ho due richieste da parte sempre riguardo alla vaccinazione. C'è una persona... Il signore abbiamo vaccinato, no? Il signore, sì. Il centenario la ringrazia molto, ci segue sempre. E sta bene. A domicilio abbiamo vaccinato. Sì, anche se lui si sarebbe spostato. Adesso non stiamo a dire che sarebbe spostato, se andai a domicilio vuol dire che non si spostava. Sono stati loro a volere, perché lui fa l'orto, per cui insomma. Sì, però 100 anni mi sembra. 101 per l'esattezza. Abbiamo fatto un'opera di bene. Sì, e lui ringrazia perché sta benissimo. Ha un suo diritto. Ecco. Ma comunque sarebbe stato vaccinato. Volevo dire una roba, scusate, che l'abbiamo detta stamattina in riunione. Vi diremo, adesso stiamo facendo un conto, perché stiamo già in alcune realtà, tipo a Vicenza la Berica, abbiamo finito e già prenotato gli ultimi over 80, piuttosto che nella Pedemontana o da altre parti. Allora qual è il tema? Stiamo facendo un conto oggi in giornata, abbiamo già una tabella, per capire esattamente proprio i residuali, cioè quelli che non si sono mai presentati, non hanno risposto, sono vivi, ma non ci hanno neanche detto guarda io non voglio vaccinarmi. C'è molti che mai dicono io non voglio vaccinarmi. Stiamo facendo una tabella per capire quali sono i numeri e per poi fare un provvedimento settimanale e chiudere gli over 80 se ce la facciamo già sta settimana, perché sono poche unità. Per dire, Vicenza ha richiami da fare per 1500 over 80 che non si sono proprio presentati. Allora, prego? Non ho capito, scusa. Cioè non si sono presentati, non hanno fatto neanche la... Sì, zero. Cioè, quindi vengono intercettati grazie all'aiuto dei sindaci, con le lettere, cioè cercando con le telefonate. Però vi daremo tutto nei prossimi giorni, nel senso che il nostro obiettivo è quello di, se riusciamo, chiuderli in settimana. Quindi fine over 80, via. Fine vuol dire che comunque anche quello che deve fare la seconda dose è già fissata e tutto. Perché il calcolo si fa così, no?
Sì, vengo alla domanda di questa persona over 70 con problematiche di salute, cioè adesso non ricordo il codice, però insomma oncologica, che ha fatto il vaccino, però nella sua, diciamo, in quel foglio che è stato rilasciato, come ad altre persone, è messo solo l'appuntamento e non che tipo di vaccino. Ora, siccome ha avuto delle problematiche... Ma dove l'ha fatto? L'ha fatto su Marittima, mi pare, Venezia, sotto l'ASL Serenissima. Cioè, e io c'ho anche, mi ha mandato la foto proprio perché diceva... Se la manda a Carlo, dopo lo verifichiamo col direttore. Perché Grazie. effettivamente gli altri, almeno ho visualizzato anch'io, hanno tutto il lotto, eccetera. Ecco, questa qui. E seconda cosa, invece, mi segnalavano i medici vaccinatori che hanno delle problematiche, volevano fare un appello, insomma, per ogni volta che arriva la persona, che parliamo di over 80, che magari è in buona salute, per il quale loro pensano di destinare l'AstraZeneca, si instaura una grossa discussione e tante volte è un problema che si trascina, per cui non so, questo poi in tutta Italia, però me l'avevano segnalato su Treviso e chiedono se si può fare un po' di chiarezza, perché ovviamente il medico è lì per stabilire quello che uno può fare e non può fare, ma invece purtroppo con tutta questa... No, ma la chiarezza la facciamo subito. L'unica persona deputata a decidere qual è il vaccino da praticare è il medico a seguito dell'anamnesi. Quello che dice il medico è legge, punto. Cioè, i miei genitori hanno fatto AstraZeneca. Certo. Cioè, tanto perché non ci siano dubbi. E io cosa dico? Dico semplicemente che o ci fidiamo dei medici o non ci fidiamo, ma se una persona pensa di andare al centro vaccinale e decidere anche il vaccino, può stare a casa. Perché noi non possiamo vedere la foresta che cresce, che fa il vaccino correttamente, segue, eccetera, e dopo qualcuno che è già capitato che arriva con l'avvocato, senza neanche sapere che vaccino gli propongono. Siamo a sti livelli, Sì, ma infatti telefonano anche in diretta al medico, si intromettono anche i medici. E i medici di base, peraltro, sono gli unici titolati, oltre a quelli dell'anamnesi, a parlare del proprio paziente, perché il medico di base che va a far lui direttamente sa già che vaccino può fare, perché conosce il paziente. Okay. Ma non esiste che c'è... Benissimo. Il vaccino lo decide il medico, non si mercanteggia e non si negozia il vaccino. Grazie. Prego. Abbiamo Di Gennaro di Venezia Today. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Brevemente, in realtà visto che prima si parlava di turismo, di stagione balneare, volevo capire un po' meglio che tipo di rassicurazione ha dato ai giornalisti esteri, ma in generale su quali elementi magari intende puntare la Regione adesso nel momento in cui si promuove la stagione balneare, la stagione estiva, soprattutto con l'estero, appunto gli elementi di cui si accennava prima, il passaporto sanitario, ma anche ad esempio l'assicurazione di cui si parlava, l'assicurazione sanitaria. Sì, no, e io vorrei dire questo, che intanto è stato utile perché giustamente noi nella comunicazione non bisogna mai peccare di presunzione, il mondo intero si chiede come andrà la stagione turistica italiana e quando si chiede questo pensa a Venezia, cioè, tu pensi agli Stati Uniti, pensi a New York, no? Cioè funziona così, poi sono grandi gli Stati Uniti, c'è Los Angeles, c'è un sacco di roba, però e quindi noi abbiamo parlato dal Veneto che ha la sua capitale che è Venezia e abbiamo detto noi ci stiamo organizzando, hanno apprezzato anche il racconto che ho fatto dei vaporetti che vanno a vaccinare per le isole, per loro è una roba unica. Sapevano già molti della grande campagna di vaccinazione, questa è passata a livello internazionale che sta facendo il Veneto, anche questo aiuta, lo diciamo sempre ai dirigenti, guardate che non è solo un'opportunità di vita ma di autorevolezza a livello internazionale, perché poi uno passa, il primo e il secondo anche se ha fatto un vaccino di meno, non lo citerà mai nessuno. Gli abbiamo detto che saremo presenti in tutte le fiere che confermiamo by Veneto, fiere quando apriranno, ma soprattutto guardate, sembra quasi banale, abbiamo confermato, perché voi capite che a livello internazionale si rimbalzano notizie a volte che arrivano veramente
disgregate, distrutte. Ci abbiamo detto noi siamo pronti, tanto è vero che i turisti più affezionati hanno iniziato a prenotare. Addirittura una giornalista danese o svedese mi ha chiesto, ma mi ha anche detto il nome del campeggio, no? Che è più grosso, posso dire l'Union Lido, il più grande, che fa, se non ricordo mai, sulle 11.000 presenze al giorno. Mi fa, ma i campeggi saranno aperti? E io ho detto, guardate che noi già l'anno scorso ci avevamo aperti i campeggi, figuratevi se quest'anno non apriamo. Noi vogliamo aprire tutta l'offerta turistica, perché essere chiusi a giugno, luglio, agosto vuol dire che allora deve essere accaduto qualcosa con il Covid di imprevisto, di imprevedibile, ma ad oggi insomma ci sembra di aver capito che questa sarà l'evoluzione. Ok? Posso fare la maleducata e introdurmi in argomento solo per non ripetere, mi consenti un secondo? Per quanto riguarda l'apertura, hanno chiesto una data? Presidente, no. Idea ha, perché Confturismo Veneto ha lanciato un appello a livello nazionale, perché sappiamo bene che non dipende da lei, però da lei come regione intendo. Però alla fine si rischia di perdere tutto il flusso di turisti tedeschi e austriaci di Pentecoste se si andrà a giugno. Hanno avuto un pressing, le hanno fatto pressing su questo? No, su questo no, ho parlato un tedesco che è Frank, non mi ricordo più il cognome, ma no, non abbiamo parlato di date. Cioè loro sanno che la comunicazione che noi diamo è che non ci sarà scritto chiuso. Nel senso che poi su Pentecoste è una partita importante, ma che rientra sempre nel ragionamento che stiamo facendo con il tavolo per le riaperture. Però sapete, poi la condizione sine qua non per accelerare è la condizione sanitaria. Avete visto, un'isola che era bianca è diventata rossa e fortunatamente gran parte dell'Italia è arancione, ma dietro a quell'arancione molti sono già in giallo. Però ad esempio avere ancora la Sardegna rossa è ovvio che a Sardegna anche quello è un elemento di comunicazione. Tutti speravamo che fosse bianca. Di Gennaro, ok? Sì. Vanzani il Gazzettino, poi di nuovo Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei dice spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprarli, intesi vaccini non autorizzati, cioè secondo lei li dovremmo comprare anche se non c'è il via libera di EMA e di AIFA? Allora, i vaccini non ci sarà mai nessuno in Italia e in Europa che utilizzerà vaccini non autorizzati, EMA. Perché ne nasce anche un problema giuridico importante. Pensate solo a un caso avverso o un decesso cosa significhi per un... Però è pur vero che tra gli autorizzati c'è un continuo pullulare di fermento sul mercato, quindi che qualcuno vada a vedere, no? A noi è stato proibito. Poi può essere vera la tesi di chi dice questi vendono chiacchiere, non hanno nessun contatto, oppure può essere vera la tesi di altri. Però resta inteso che in giro per l'Europa si sta vaccinando, quindi di vaccini qualcuno ce li ha, qualcun altro no. Voi fate la domanda quando avete l'incontro con il governo tra regioni? Sì, perché, io lo faccio sempre. Perché gli altri stati europei hanno forniture superiori a quelle dell'Italia? La risposta è che ti dicono che nell'ambito del contratto europeo le quote sono stabilite. Dopodiché io deduco che se c'è qualche paese che sta vaccinando di più vuol dire che trova vaccini in altra maniera. Non ho altre risposte. Allora, non mi puoi dire che AstraZeneca non ce n'è sul mercato quando la Gran Bretagna è riuscita a vaccinare il 40% dei suoi cittadini. A me sembra ovvio questo, no? O Pfizer non ce n'è quando gli Stati Uniti fanno 1 milione di vaccini al giorno. Cioè si vantano di fare i famosi 100 milioni in 100 giorni dei primi 100 giorni di Biden. Questi sono i dati. O lo Stato di Israele che ha vaccinato tutti con Pfizer. Seconda domanda, dovremmo convivere con il virus, ha detto, ma rispettando le regole, quindi lei è del parere che si potrebbero tranquillamente aprire ristoranti, palestre, facendo attività fisica, facendo il pranzo e la cena all'aperto, ad esempio? Cioè, cosa vuol dire convivere con il virus ma di rispettando le regole? Si apre o non si apre? La regola della convivenza è che noi dobbiamo prendere atto
che se pensiamo di aprire, ecco, forse la spiegazione ben venga a questa tua domanda, se pensiamo di aprire quando il virus non ci sarà più, non apriremo più. Perché io immagino il futuro, io non sono un esperto, quindi ho anche la licenza magari di dire qualche cretinata, perché non ho una formazione scientifica a quei livelli, però immagino una sanità nella quale avremo dei pazienti residuali i prossimi mesi, i prossimi anni, e diranno è un malato di Covid. Già oggi è un'altra roba rispetto a un anno fa dire un malato di Covid, no? Pensate fra un anno, 2, 3, ma immagino anche che faremo un richiamo del vaccino tutti gli anni per rinnovare, diciamo, la risposta anticorpale magari a delle mutazioni. Quindi quando dico convivere, dico prendiamone atto che a un certo punto dovremmo cominciare ad aprire. Secondo me, rispettando le nuove linee guida che stanno facendo, partendo appunto da queste realtà, dalla ristorazione, palestra, queste robe. Però ovviamente sempre con l'autorizzazione del mondo scientifico, cioè del CTS, Comitato Tecnico Scientifico. A parte il fatto che in contrapposizione non si riesce a fare nulla. Però so che anche loro stanno valutando questo aspetto. Sui vaccini ancora, quando lei diceva ne abbiamo 87.374 questa mattina, cioè quelli che sono nei magazzini, ai quali si aggiungeranno le forniture che ha annunciato con il punto di domanda di Moderna, sì. Questo entro la settimana? Bene. Purtroppo sì. Potete fare nei prossimi giorni ribadire con chiarezza cosa succederà con i disabili, i familiari dei disabili, i parenti degli anziani, eccetera, perché come in passato anche in questo caso ogni US sta procedendo, alcune US vaccinano, altre dicono no, gli accompagnatori non abbiamo disposizioni, eccetera. Abbiamo molte segnalazioni, sono tutte puntuali, forse sarebbe il caso, visto che il direttore di Azienda Zero la settimana scorsa ci ha detto settimana prossima dalla metà circa, se ci fossero delle indicazioni. Noi abbiamo in programma mercoledì di portarlo, cioè un quadro, stamattina ne abbiamo parlato. Ovvio che noi adesso stiamo spingendo a parte i vulnerabili, stiamo spingendo tantissimo sul chiudere gli over 80 e il blocco dei 70-79. Sì, tenga conto Presidente che il numero verde probabilmente non è stato ancora implementato con le 100 linee da lei annunciate, ma ancora non risponde. No, le linee ce le ha, il problema è che tutti lo utilizzano. Se volete io vi do la controprova, stiamo anche pensando a questo, per far vedere che si libera. Basta aprire le agende a un pagherò, cioè dire fissiamo tutti, dopo vediamo cosa succede, se non arrivano i vaccini, state tranquilli che nessuno chiama più viene il numero verde, e poi questo è il tema. Quindi per metà settimana avremo un quadro completo? Sì, e considerate che sul numero verde potremmo anche, se ti ricordi, recuperarvi anche la mole di telefonate di ogni giorno, perché noi ce le abbiamo tutte registrate. Cioè se noi volessimo andare a sentire una telefonata abbiamo modo di sentircela. Quindi magari vi portiamo anche a domani l'evoluzione delle telefonate, si va 5, 6, 7 mila telefonate al giorno. Sì, certo, ma oltre ai numeri, Presidente, alla gente, quella che vuole prenotarsi, vuole capire io sono l'accompagnatore dell'anziano, io sono la convivente, io sono la moglie, il marito. Ecco. C'è ancora chi pensa, in alcune USL dicono vi metteremo in una lista, sono arrivate anche queste segnalazioni, si presentano gli anziani e dicono già che ci siete, vaccinate anche mia moglie o mio marito, risposta al momento non ne abbiamo, vi chiameremo e vi inseriremo in una lista. C'è questa disposizione oppure non c'è? Sì, ma guarda che la disposizione noi l'abbiamo annunciata 2 o 3 volte, nel senso che la disposizione è che l'accompagnatore dal lunedì, abbiamo detto ancora venerdì scorso, non si vaccina più, il famoso accompagnatore over 65. Perdonami, ma io avevo capito tu parlavi dei disabili. No, quello è un altro tema. Per quello chiedo se ci date un quadro sinottico. Allora, tutti gli accompagnatori di persone che vanno a vaccinarsi solo perché sono chiamati per una fascia di età, cioè gli over 80 e gli over 70, cioè dai 70 anni in su per andare a vuoto per pieno, non hanno diritto alla vaccinazione. Non c'è più, perché abbiamo detto, è partito il portale, sono partite le prenotazioni, infatti non abbiamo problemi. Per quanto riguarda la disabilità e la fragilità, come per gli oncologici, c'è un accompagnatore e lo dobbiamo definire, tanto ora nella riunione domani mattina dobbiamo stabilire delle regole, perché c'è anche chi dice ma siamo i 2 genitori del bimbo disabile, li vaccino tutti e 2 o uno solo, e poi se sono giovani abbiamo scelto di farne uno, però la direttiva per le ULS la discutiamo domani mattina.
Grazie. Però utile la domanda perché così abbiamo chiarito. Dai 70 anni in su l'accompagnatore non viene vaccinato. Per cortesia, cos'è che fanno? Dicono vi mettiamo su una lista perché hanno un po' di nomi raccolti e ne approfittano per caricare eventualmente se hanno spazi, solo questo. Giacomuzzo e Marco Bonet. Il Presidente, per concludere il discorso, anche insegnanti, personale scolastico, basta. Adesso siamo in una fase di attesa. In che senso? Per tutte quelle categorie lì. Quindi le categorie essenziali al momento le dobbiamo fare, ma in questa fase siamo concentrati sugli anziani. Penso che le categorie essenziali condividano. Quindi allora si mettono in stand-by adesso, poi verranno eventualmente... Sì, no, noi ce l'abbiamo in programma, però abbiamo delle priorità. C'è un'ordinanza che noi avremmo auspicato fin dall'inizio. Certo. Vorrei ricordarvi un giorno anche come sono nate queste categorie essenziali. La domanda hanno detto anche a me che ero categoria essenziale, pensate voi. Il Presidente è sempre essenziale. Esatto, ma non può farsi vaccinare. Dipende da cosa. Chiedevo, Presidente, per quanto riguarda i richiami. Ci aveva annunciato venerdì di un provvedimento del generale Figliuolo per posticipare a 42 giorni. Sì, è arrivato. L'AIFA dice però, testuale, che l'intervallo ottimale è e resta 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che al massimo non è possibile superare l'intervallo di 42 giorni. Sembra quasi, mi viene da dire, che sia una Noi facciamo 42 giorni. Ecco, allora la scelta del Veneto è comunque sempre 42 giorni. Certo. Ok, grazie. Di Pfizer e Moderna. Da 21 a 42. A posto, Cristina? Media AstraZeneca 12. 3 mesi, sì. Sì, considerate che diciamo ai cittadini, ricordiamo ai cittadini che dopo la prima dose, dopo 10-12 giorni c'è già risposta anticorpale importante, cioè non è che uno va via e deve aspettare la seconda dose per avere anticorpi. Marco Bonet. Tanto è vero che la Gran Bretagna ha deciso di fare una dose a tutti, secondo me intelligentemente, cosa che noi non abbiamo potuto fare. Presidente, buongiorno. C'è speranza per il Veneto di anticipare l'apertura a prima di maggio sulla base dell'incrocio dei dati epidemiologici e delle vaccinazioni, cioè al 20? C'era questa ipotesi che alcune regioni dove le cose stanno andando bene. Ci può essere un'ipotesi, ma sarà nazionale, non relativa solo al Veneto. Se c'è questa possibilità sarà data a una serie di regioni che hanno dei parametri buoni. Sì, esatto, ok. Quindi sempre su base regionale, però per più regioni. Immagino questo. Quindi se ne sta parlando. Poi sul tema degli approvvigionamenti dei vaccini, in queste, cioè Figliuolo prospetta qualche soluzione durante questi incontri, perché ormai è diffuso in tutte le regioni, insomma oggi Corriere la spara tutta pagina, mancano i vaccini. E quindi... ma quando lo dicevo io dicevo che era un provocatore, adesso vedo che sono tutti che manca vaccini. Cioè voglio dire, lui, il commissario... Allora, il commissario col quale io ho un ottimo rapporto, l'ho sentito anche ieri, lui resta fiducioso sulle forniture che arriveranno da maggio. Mi metto anche nei loro panni, onestamente, perché se ti trovi AstraZeneca che comincia a tirare freno a mano, vai in difficoltà, no? Come abbiamo avuto la difficoltà, per nessuno se la ricorda più, con Pfizer, che è sparito nelle forniture all'inizio, vi ricordate? C'è stato il buco. E adesso ce l'abbiamo con Moderna. Allora, lui si sente sicuro delle forniture di maggio. Tanto è vero che oggi ha mandato anche un prospetto fino al 29 di aprile con te. Forse nel telefonino l'ho mandata prima sulla chat sanità, eccola, c'è questa qua, grazie. Ci ha mandato 2 prospettive che, come si può dire, sono più utili a chi è disorganizzato che a chi è organizzato, però sono utili. Settimana dal 9 al 15 e settimana dal 16 al 22. Parliamo di aprile.
ha scritto ha fatto una tabella per tutte, poi ve la mandiamo, cioè, insomma, per tutte le regioni. Il Veneto dice: guardate, voi avete nella prima settimana 176.700, nella seconda 176.699 dosi, quindi voi potete fare al giorno, ha fatto una sorta un po' di, come si può dire, di controllo di gestione, 25.243, ma noi le sappiamo già ste robe, ma ben venga che sia inquadrata così, però quelle sono le dosi che ci dice da qui nelle prossime 2 settimane, cioè questa e quella dopo. Per arrivare a 310.000 a livello nazionale. Quante? Scusa? 310.000. Le famose 310.000 a livello nazionale, sommando tutte le regioni ovviamente. 25.000 per arrivare ai 310.000 a giorno? Sì, giorno. Al giorno. Ho capito. Va bene. Un'ultima cosa sulle case di riposo, se ci sono novità. Dopo se si segna, quindi sono 2. Basta? Grazie ragazzi. No, scusi, sui vaccini, sì. era soltanto sulla questione vaccini, no? Anche qui segnalazioni che arrivano. Sì. Sblocco positivo per gli oncologici, però ci dicono, soprattutto nel padovano, problemi ancora con i disabili, che non sanno bene, non riescono spesso a iscriversi, non sanno bene a chi spetti indicarli come categoria. È una cosa che viene segnalata spesso. Dopo fa l'assessore e c'è da lavoro. E per concludere, proprio nell'ULSS di Padova, nel lab, ci sono 1500 posti liberi tra oggi e domani. L'affluenza però è molto inferiore e viene segnalato sia un rifiuto da parte di una percentuale di over 80 di AstraZeneca che una difficoltà a prenotarsi. Fatto sta che ci sono meno vaccinandi che ma Padova fra l'altro è una comunità, dicevo prima, oggi stamattina era semivuoto lo diceva Fortuna oggi, che fra l'altro noi non abbiamo vaccini per tutti e quindi se poi nello specifico avete bisogno di un focus su Padova, oggi vi mettiamo in contatto con Fortuna, cioè quello che possiamo fare, perché oggi Fortuna ha detto: guarda, io vaccini qua, fine. Quindi è probabile che ci siano posti vuoti dove non ci sono vaccini, semplice. Cioè se l'operatore che ti chiama per capirsi dice: guarda, avremo... ma sembra che la situazione sia opposta, cioè che ci sia una disponibilità di vaccini, un'affluenza però inferiore di persone e un rifiuto parziale, non tutti, ma sono parziale di AstraZeneca. Questo mi dico. Mi sembra un racconto un po' strano, perché abbiamo fatto la riunione alle 9 e non era proprio così, anzi si lamentava che non aveva vaccini, che doveva chiudere, fai conto te. Scusi Presidente, Johnson & Johnson, vi ha detto niente, figliuolo? 14.600 sta settimana ne arrivano venerdì, 14.650. Però non abbiamo ancora l'indicazione di Prego? Scusi, una quota parte di Johnson & Johnson sarà Questi sono nostri? Ah, solo per noi? Sì, che sono come fossero 28.000 più, perché c'è una dose sola, quindi facciamo 14.650 cittadini, prima e seconda dose tutto in un giro solo. Non c'è ancora indicazione di alfa, dobbiamo aspettare indicazione di alfa. AIFA ci darà indicazione, però comunque viste le prenotazioni che abbiamo noi andiamo avanti nei centri vaccinali e qualcosa si darà ai medici di base, insomma siamo sempre con poca roba rispetto a quello che ci servirebbe. Adesso il posto e la parola all'assessore. Grazie, buongiorno. Prego Assessore. Allora, sui gruppi di lavoro avete già scritto, avete visto il comunicato, ci sono i 2 gruppi di lavoro, quello sui parametri, sulla revisione dei famosi 21 parametri che era previsto nel decreto di inizio marzo, mi sembra, insomma, che c'era un articolo, adesso non mi ricordo quale, che sta lavorando con Istituto Superiore di Sanità, con Ministero. C'è un incontro oggi pomeriggio, mi diceva la dottoressa Russo, per cercare anche di chiudere, di fare delle proposte che probabilmente porteremo un'informativa giovedì che c'è conferenza delle regioni.
Per quanto riguarda invece l'altro gruppo di lavoro, quello sulle linee guida di riapertura, che è lo stesso gruppo di lavoro che si era creato giusto un anno fa, e che aveva prodotto tutte le famose linee guida, quelle anche poi uscite anche in collaborazione con l'INAIL, vi ricordate, su tutti i settori. Si è già riunito da un punto di vista tecnico, c'è un incontro domani, poi ci sarà un incontro di chiusura mercoledì per presentare le prime revisioni delle linee guida giovedì in conferenza delle regioni. Ci stiamo concentrando su bar, ristoranti, mondo dello sport, palestre, piscine e teatri e cinema, in questo ordine. Quindi le prime che usciranno saranno quelle relative a ristorazione, bar, ristoranti, sport, palestre, piscine, poi teatri e cinema. Non c'è ancora, insomma, si parte dalle linee guida che c'erano in un'ottica di semplificazione e aggiornamento, anche con tutte le varie cose che sono successe in quest'anno, insomma, quindi anche legati appunto a quelli che possono essere le cose che hanno visto funzionano di più, quelle di meno. È chiaro che la bella stagione aiuta anche, perché il discorso, come citava il Presidente, dei plateatici dell'esterno, insomma, sicuramente è una cosa che si sta valutando molto. Questa è la situazione per quanto riguarda i gruppi di lavoro e su cosa si sta lavorando, e sul fatto che giovedì, anche su richiesta del Presidente Fedriga, ci sarà una presentazione di queste prime 4-5 linee guida. Presumo poi il Presidente Fedriga vorrà presentarle appunto al Ministro o comunque a chi, per capire se ci sono spazi per pensare appunto a riaperture. Per quanto riguarda invece le scuole sentinelle, che come diceva il Presidente sono partite oggi, aspettate che trovo il messaggio del Professor Baldo, così faccio tutto in diretta. Allora, sono partite oggi le scuole sentinella per quanto riguarda appunto le superiori a Venezia e a Verona. Quindi sono state intanto partite Professor Baldo a Venezia, la professoressa Tacconelli a Verona. Allora, a Venezia l'istituto è il Corner di Venezia, hanno testato 416 ragazzi e hanno trovato un positivo su 416. A Verona non ho il nome dell'istituto, su 250 ragazzi invece 0 positivi, quindi oggi in totale sono stati testati 250, 0 positivi, quindi oggi sono stati testati 650 ragazzi di 2 istituti e su questi hanno trovato un positivo che verrà confermato poi con il molecolare e quant'altro. E questo è l'aggiornamento per quanto riguarda le scuole sentinella che sono partite oggi. L'altra domanda mi sembra che era quella relativa alle strutture per anziani e quindi alle case di riposo. Allora, abbiamo lavorato la settimana scorsa e abbiamo una bozza di linee guida che stiamo ultimando per le riaperture, quindi alle visite, vista appunto la situazione epidemiologica, visto il fatto che gli ospiti e anche gli operatori sono per la maggior parte, a parte qualcuno che non si sarà vaccinato, vaccinati. Abbiamo scritto anche al Ministero per dire ci sono ancora delle circolari che sono molto più ferree, appartengono a marzo-aprile del 2020, rivedetele anche voi in quest'ottica. Io prevedo in questa settimana di fare un incontro anche con le sigle appunto delle varie strutture e nel più breve tempo possibile poi se c'è appunto convergenza su tutto questo, insomma prevedere anche appunto all'approvazione e la presentazione di nuove linee guida o di nuove istruzioni circolari, insomma chiamiamole come vogliamo, per la riapertura alle visite. Quindi sicuramente non questa settimana, si va alla prossima. Sì, perché dobbiamo fare un passaggio appunto con chi rappresenta le strutture e perché vorremmo capire appunto, abbiamo avuto questa interlocuzione anche con il Ministero, con il dottor Rezza, se quelle circolari famose che c'erano hanno anche un'evoluzione, perché non si capisce, ci sono circolari che sono di marzo dell'anno scorso, se effettivamente queste circolari le danno per decadute completamente perché poi non hanno avuto nessun seguito, oppure se invece qualcuno pensa che siano ancora quelle valide e applicate. Mi sembrava domande? Che erano queste. A posto, grazie a tutti. Buongiorno. No, però
Questa è la conferenza stampa di oggi 12 aprile. Diversi gli spunti soprattutto sul fronte vaccinale, ci sono o non ci sono queste dosi promesse dal governo. Diciamo che la partita è tutta qui come da diverse settimane a questa parte, tanto che il governatore Zaia si è rivolto direttamente al premier Draghi dicendo: io spero che il governo italiano vada sul libero mercato, quindi di fatto vada oltre quelli che sono i patti con l'Unione Europea, perché, dice Zaia, i vaccini ci sono sul mercato. Questo per dare un'accelerazione proprio alla campagna vaccinale che al momento va e procede con il freno a mano tirato. Questa è, diciamo, l'espressione utilizzata dallo stesso presidente della regione. Il tema quindi è questo anche oggi, anche per questa settimana. La buona notizia è che arriverà nei prossimi giorni, forse già mercoledì, la partita di Johnson & Johnson. Come sapete, molte sono le aspettative attorno a questo vaccino, circa 14.000 dosi, dice Zaia sono 28.000 in realtà, perché di Johnson & Johnson basta soltanto una dose. Zaia, che ha incontrato la stampa straniera questa mattina e si è concentrato particolarmente sulla questione del turismo, dicendo che la stagione estiva in Veneto è salva, quindi ci sarà la stagione turistica in Veneto, resta da capire ovviamente quando partirà. Zaia, che ha anche detto i turisti vaccinati sono i benvenuti in Veneto. Tante quindi le indicazioni date oggi, su tutte anche questa, ovvero entro il 21 giugno, dice Zaia, saranno vaccinati tutti gli over 60, quindi c'è una data. Vediamo brevissimamente il report di giornata. Sono 315 i nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, ma come sapete dobbiamo guardare sempre al dato delle terapie intensive che restano occupate per una buona percentuale. Siamo a 301 in numero assoluto di posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto. Prima di andare in pubblicità, lo vedo già collegato, quindi lo annunciamo, saluto e ringrazio Yuri della palestra Dorian Gray, che si trova a Roma per una nuova manifestazione che oggi non è stata autorizzata, ma voi volete esserci lo stesso, Yuri. Buongiorno. Noi ci saremo e continuiamo fino alla fine. Buongiorno a tutti. Allora Yuri, facciamo così, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi vengo da te e ci spieghi cosa sta succedendo a Roma. Pubblicità per noi a fra poco. Rientriamo subito in studio e andiamo a Roma. Ve l'ho presentato prima, Yuri della palestra Dorian Gray, in queste settimane protagonista di diverse proteste per chiedere la riapertura del mondo del fitness, ma non solo. Parliamo di una manifestazione inizialmente autorizzata, poi ieri sera di fatto è stata bloccata dalla questura, ma voi, Yuri, vi siete mossi lo stesso. Sto parlando di diverse associazioni italiane. C'è Veneto Imprese Unite, guidata da Andrea Penzoiello, Mio Italia, Consorzio Ursa Maior Lombardia, Associazione Commercianti Salerno, Associazione Ristoratori Reggiani, Esercenti Resistenti e tanti altri. Siete in tanti anche oggi, Yuri? Siamo in tanti anche oggi, finalmente, come dicevo anche l'altra volta, ci siamo uniti, abbiamo capito che solo con l'unione riusciamo a ottenere qualcosa e noi siamo qua anche oggi, anche se ci hanno preso un po' in giro, o meglio ci hanno tolto la piazza all'ultimo, solo perché hanno capito che siamo in tanti, ma noi non molliamo e noi siamo qui ancora e andiamo avanti. E quanti siete, Yuri? E dove siete in questo momento?
Allora, in questo momento purtroppo siamo a 400-500 metri da piazza Montecitorio, perché la piazza è tutta transenata, cioè non si può entrare perché hanno fatto tutti i blocchi come hanno bloccato proprio Roma, cioè quindi hanno bloccato tanti manifestanti sulle autostrade, comunque chi veniva con la macchina piuttosto con i pullman sono stati bloccati tutti. Ci vogliono impedire anche questo. E tu a che ora sei partito questa mattina? Guarda, io... E in quanti siete partiti dal Veneto? Allora, dal Veneto sono 300-400 persone. Quindi io sono partito ieri sera proprio per riuscire ad entrare, sono entrato stamattina, ero qui, però è tutto bloccato, è proprio, sembra veramente una cosa molto molto strana, perché non si capisce perché ci vogliono togliere anche questo. Questo è un nostro diritto di manifestare, cioè ci hanno tolto il lavoro, non ci hanno aiutato, ci hanno lasciato abbandonati a noi stessi, adesso che manifestiamo ci tolgono anche questo e noi non ci stiamo più a questo, perché questa comincia a essere una dittatura, non è più democrazia. Voi eravate pronti a manifestare pacificamente, la scorsa settimana c'erano state delle tensioni, avevate preso anche le distanze da quelle tensioni, resta il fatto però che non vi fanno manifestare. Guarda, il problema è, allora loro hanno trovato come scusa questa, ma sinceramente quando ci sono 10.000 persone fai presto a aver qualcuno di infiltrato che vuol far casini, che comunque non fa parte di noi, e noi abbiamo preso sempre le distanze. Noi siamo sempre per le manifestazioni pacifiche, le abbiamo sempre fatto pacificamente, tranne l'ultima volta che è successo qualche scontro, ma bisogna anche capire perché la gente è veramente stanca e non ce la fa più. Di esasperazione sostanzialmente. Senti Yuri, quando senti parlare di aperture anticipate, pare ci sia anche questa tendenza, si sta valutando, il governo valuterà, ti senti rassicurato o è l'ennesimo tentativo di tirarla per le lunghe? Tu come la vedi? Mi sento preso in giro come tutti quanti noi, proprio presa in giro, continuano a spostare, a parlare, a promettere, ma non fanno mai nulla. E comunque noi continuiamo ad essere chiusi e ecco, io proprio per questo motivo ho aperto, come tanti altri in tutta Italia. Hai aperto la scorsa settimana, lo abbiamo raccontato, però poi venerdì sera sei stato multato con 14 clienti. Guarda, nessun problema, a noi non ci ferma di sicuro questo. Loro stanno cercando di far solo paura. E la paura purtroppo perde, e se noi continuiamo ad avere paura loro vinceranno sempre, ma adesso cominciamo a svegliarci e a dimostrare che non ci ferma più nessuno. Ecco, a livello di proposte Yuri, perché in questi minuti poi cercheremo di contattarlo, Andrea Penzaiello, che è presidente di Veneto Imprese Unite, si è incontrato con il sottosegretario Durigon a portare le vostre richieste. Ecco, riepiloghiamole, quali sono poi nel concreto? Ma Cristian, sono sempre quelle, o meglio, è quella di riaprire in sicurezza, di avere i sostegni che comunque non crediamo più che ci saranno, perché comunque ci è stato fatto capire che non ci sono i sostegni, ma se non ci dai i sostegni almeno fateci lavorare, perché noi non possiamo più andare avanti così, è impossibile, cioè non so come pensano che noi dobbiamo andare avanti, cioè siamo chiusi, non incassiamo e non riceviamo niente dal governo, come dobbiamo andare avanti? La scorsa settimana, dicevamo Yuri, sei stato multato con alcuni clienti che però ti sono stati molto vicino, hai sentito la loro vicinanza, la loro solidarietà? Ma guarda, noi siamo una grande famiglia, non sono più clienti perché ormai combattiamo contro questo governo da mesi e mesi, quindi io sono stato vicino a loro, loro sono vicini a me, noi siamo tutti comunque uniti. Vedo uno striscione dietro di te, lo Sport e Salute, che è un po' la vostra associazione che è nata in questi mesi e tu sei tra appunto i rappresentanti nazionali. Ecco, da che mondo provengono? Sono tutti titolari di palestre? Ce li vuoi un po' presentare? No, ci sono titolari di palestre, ci sono operatori, cioè aspetta che mi avvicino così vi presento un po' più di qualcuno. Adesso sono in mezzo con i giornalisti, eccole qua. Allora, vedi, ecco, questi sono. Allora, questa è un'altra, la mia collega, da Napoli. Da Napoli? Da Napoli. Eccolo qua, Antonino, da Bari. Ecco, tu invece? Napoli, sempre, ecco, bene, ecco, Napoli. Pompei. Eccoli qua. Cristian, come vedi, siamo da tutta Italia, tutti uniti. Da tutta Italia e tutti uniti, Yuri. Ti chiedo, tu rimarrai a Roma però,
Perché domani è prevista un'altra manifestazione con altre associazioni di categoria, Bravissimo. Ci sarà la FIPE. Ma guarda, più che altre associazioni, ormai noi rappresentiamo il popolo in difficoltà, cioè quindi noi siamo tutti uniti e quindi non ci sono più le associazioni, siamo tutti insieme. Loro sono oggi con noi domani saremo con loro e continueremo a manifestare finché non otteniamo il nostro obiettivo. Yuri, non so se vuoi rimanere con me, fra poco avremo altri ospiti, te la senti? Guarda, io rimarrei volentieri, più che altro adesso dobbiamo comunque cominciare a organizzarci. Allora ti lascio, facciamo così, ci aggiorniamo nel corso della giornata per vedere come va un po' la situazione, in bocca al lupo e buona protesta a questo punto. Grazie e un saluto a tutti. Grazie Yuri. Ciao. Allora, noi adesso abbiamo un tassativo veloce, poi rientriamo in studio con il sindaco di Serena, Dario Scopella, che è anche consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, coordinatore provinciale di Forza Italia, per fare il punto della scuola e dei trasporti ai tempi del Covid in montagna. Poi avremo anche tanti altri ospiti. Un tassativo fra pochissimo. Non sento. Proviamo. Adesso vi sento. Eccoci qua, perfetto sindaco, buongiorno, bentornato su Antenna 3. Dario Scopella, che è sindaco di Serena, consigliere delegato della provincia di Belluno per i trasporti e anche coordinatore provinciale di Forza Italia. Partirei proprio da quest'ultima sua qualifica, sindaco, per avere una sua battuta a caldo su quanto sta succedendo a Roma. Non so se ha sentito poco fa il nostro ospite Yuri da Roma. I commercianti chiedono di riaprire. Qual è la posizione di Forza Italia a livello locale e a livello nazionale? Forza Italia all'interno del governo sta naturalmente lavorando per cercare di dare risposte a questi bisogni, a queste necessità. Francamente, personalmente ritengo che siano naturalmente proteste giuste, in quanto da diversi mesi queste categorie soffrono. Pensiamo al mondo dello sport, al mondo della ristorazione, al mondo del turismo, ma tanti altri settori. E dopo tanti mesi e purtroppo anche molti ritardi dovuti anche ai precedenti governi sulle risposte, diciamo, in termini di denaro, oggi queste attività naturalmente chiedono di poter ripartire. Io credo che sia necessario, da un lato, riuscire a dare risposte concrete e veloci davvero nei termini dei ristori, perché altrimenti queste attese estenuanti aumentano la difficoltà di queste attività, ma anche la necessità di dover far ripartire certamente in sicurezza, ma dando delle regole. Credo sia possibile, soprattutto su alcuni settori, insomma, poter ripartire. Penso a chi ha spaziale aperto, penso al settore delle piscine, ma sicuramente, insomma, dando regole certe e fisse che poi magari non cambiano di settimana in settimana, questi settori io credo che debbano poter ripartire. Dando così, diciamo così, agli esercenti la possibilità di programmare, questo è essenziale. Certo, spesso anche come amministrazioni ci troviamo da una settimana all'altra a dover fare i conti con il fatto che si fermi oppure si riparta, e questo per un'amministrazione, come anche naturalmente per un'attività, diventa davvero difficile. Penso a chi deve programmare degli acquisti e quant'altro, non può certamente farlo nell'arco di 2 giorni, quindi è necessario dare una scaletta che sia precisa e che soprattutto poi vi si possa tener fede, altrimenti poi si creano naturalmente tensioni a livello sociale, a livello delle attività. Dalla sua esperienza di sindaco, quali sono i settori che stanno soffrendo di più
quelli che più la preoccupano. Il comune di Serena è un comune piccolo ma ha un'area industriale artigianale di una certa importanza, c'è poi tutto il comparto della Valle di Serena dove ci sono agriturismi, c'è un buon settore della ristorazione. Quali sono le emergenze e le fragilità economiche che più la preoccupano, Sindaco? Beh, nel nostro territorio certamente la parte dello sport e del turismo o comunque attività ricettive sono quelle che dallo scorso anno sono le più colpite, alcune praticamente non sono mai ripartite o sono ripartite per pochi mesi, per cui queste sono le situazioni più difficili, ma lo sono in tutta Italia. Se pensiamo al settore ad esempio della montagna e della neve, ha patito un inverno praticamente di solo chiusure. Ci sono ristori importanti in vista, ma anche su questo però servono tempistiche certe, altrimenti si crea poi, ripeto, quell'attesa e quel malcontento che cresce e che poi giustamente si trasferisce in manifestazioni che pur devono essere pacifiche, fanno comunque vedere, capire che c'è una sofferenza importante. Quindi una sofferenza importante che va ovviamente monitorata, servono risposte, ce lo diciamo da tempo. Mentre sul fronte della vaccinazione, lei cosa vede? Il territorio dell'Uls 1 Dolomiti è tra i più virtuosi a livello veneto. La risposta dei suoi cittadini, soprattutto delle fasce più anziane, com'è? Ma mi pare ci sia una buona risposta. Anche in questo caso spesso ci sono magari notizie contrastanti o fuorvianti che creano un po' di dubbi, ma anche in questo caso riuscendo a dare risposte certe e soprattutto anche dando una organizzazione certa, vedo che poi la situazione si risolve. Nel nostro territorio provinciale la vaccinazione sta procedendo in maniera, spedita, naturalmente sempre facendo riferimento alla quantità di vaccini che sono disponibili, perché se a mio avviso ci fossero più vaccini disponibili probabilmente staremmo correndo di più, noi come credo l'intero territorio nazionale. Ecco, e come li vede invece i negazionisti o comunque nel territorio dal suo osservatorio? Ci sono tante persone che rifiutano, che hanno dubbi, e lei da sindaco cosa dice loro? Li rassicura? Beh, credo che anche su questo fronte ci siano le persone che da sempre sono contro i vaccini in generale ed è una parte, e poi ci sono una parte di persone che siccome nella televisione, sui giornali ogni giorno c'è un rincorrersi di notizie che anche di settimana in settimana cambiano le carte in tavole, una volta un vaccino vale per un'età più adulta, una volta vale per un'età meno adulta, insomma una serie di notizie che possono creare instabilità. Io cerco naturalmente di rassicurare su questo, però è necessario che il governo e chi di competenza dia informazioni giuste, ma soprattutto che non cambino di settimana in settimana, altrimenti creiamo quel po' di confusione, di caos all'interno della testa delle persone che di fatto poi crea dubbi e giustamente anche in questo caso chi ha dubbi, siccome lo deve fare sulla propria pelle, in qualche maniera ci pensa un attimo. Certo. Sindaco, poi le chiedo un aggiornamento. Alle 14 scatta l'allerta idrogeologica in Veneto per 24 ore, quindi il maltempo batte. La zona di Serena tra l'altro è tra le più piovose del Veneto. Com'è la situazione al momento? No, la situazione è assolutamente buona, anzi serviva un po' di pioggia perché da diverse settimane ormai c'era siccità e anche questo lo dico in termini di pericolo incendi. Speriamo che da quelle che sono le previsioni non dovrebbe esserci una previsione di pioggia davvero importante da creare problemi, ma conosciamo bene il territorio di Serena come anche il territorio della provincia di Belluno che localmente anche con rovesci modesti possono comunque generarsi problematiche perché nell'arco di un anno ci sono più eventi
importanti che poi, se sommati l'uno all'altro, da un momento all'altro possono scatenare magari delle situazioni franose a livello di strade o comunque a livello, diciamo, di vicino a centri abitati. Assolutamente. Allora, Sindaco, le chiedo di rimanere con noi perché abbiamo tanti temi ancora da affrontare: trasporti, scuola in montagna. Fra poco parleremo anche di disabilità a scuola, ma prima abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca. Questo ci porta nel Padovano, dove si discute sull'allevamento, attorno all'allevamento di Villa del Conte, dove ci sono 2000 visoni presenti e dove è altissimo il rischio contagio. Potrebbero essere tutti abbattuti nei prossimi giorni i 2000 visoni presenti nell'allevamento di Villa del Conte a causa della presenza del Covid nella totalità degli animali. Lo comunica la LAV, Lega Antivivisezione, sulla base della documentazione che ha ottenuto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Sono stata anche contattata nei giorni scorsi per comunicazioni informali rispetto ad alcune importanti decisioni o comunque alcune importanti valutazioni sull'argomento. Attualmente però non sono ancora state emanate comunicazioni ufficiali. L'indagine condotta dall'Associazione Animalista ha permesso di scoprire che le prime positività al coronavirus nei visoni dell'allevamento di Villa del Conte sono state rilevate l'11 gennaio, quando le autorità sanitarie locali hanno avviato lo screening diagnostico obbligatorio. Da qui il sequestro della struttura da parte del Comune. Ormai sono mesi che la sottoscritta è in stretto collegamento con i servizi veterinari dell'ULSS 6 competente nel territorio per quanto riguarda l'allevamento di visoni di Villa del Conte. Abbiamo tenuto monitorata in maniera molto stretta la situazione, sono stata protagonista di un'ordinanza che ha sequestrato l'allevamento stesso e in seguito alla quale si sono avviate tutte le procedure di verifica dello stato dell'arte, quindi della salute delle persone e chiaramente anche degli animali. Padova e il mondo dello sport si stanno preparando proprio in questi minuti per dare l'ultimo addio a Michele Pasinato, lo schiacciatore della nazionale di pallavolo e della squadra di Padova, originario di Cittadella, è mancato dopo una lunga malattia a soli 52 anni. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 alla Chioine Arena, non poteva essere altrimenti, dato che per anni quella è stata la sua casa pallavolistica, luogo ideale altamente simbolico per salutare il Paso. Per questioni di sicurezza sanitaria la partecipazione alla funzione religiosa sarà ovviamente limitata. Su richiesta della famiglia, chi volesse compiere un gesto simbolico di vicinanza potrà effettuare una donazione all'associazione Roberto Farini Onlus per la gastroenterologia. I funerali quindi alle 15 e noi li seguiremo perché si tratta di un lutto che ha colpito la città di Padova e il mondo dello sport in particolare. A proposito di mondo dello sport, c'è una notizia che è rimbalzata sui social, sui media nazionali, perché ieri Adriano Panatta, il grande campione del tennis, a quelli che il calcio, la nota trasmissione di Rai 2, ha detto di essere positivo al Covid. Parliamo ovviamente di un trevigiano adesso ad adozione e d'eccezione, quindi c'è anche questo caso che cercheremo di raccontarvi nel corso dei nostri telegiornali. Intanto vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, accanto al sindaco di Serena Dario Scopella, anche Cornelio Dalla Valle, che è presidente di Federsolidarietà Vicenza, con il quale poi faremo un po' il punto della disabilità a scuola, perché le associazioni sono state basilari per accompagnare gli studenti più fragili in questi mesi. Quindi buongiorno Dalla Valle. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, allora facciamo così, vi ho presentato, staremo insieme poi per tutto il tempo per fare un po' il punto della situazione. I temi sul tavolo sono tanti, vediamo insieme le previsioni del tempo però per le prossime ore. Vi ricordo che c'è questa allerta idrogeologica per 24 ore, quindi il maltempo batterà sul Veneto abbastanza duramente, c'è anche un rischio valanghe. Poi pubblicità e poi ritorniamo con i nostri due ospiti. A fra poco. Dolomiti
Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. La fase di maltempo iniziata nel weekend prosegue anche nella nuova settimana. Ci attende dunque un lunedì segnato dalla pioggia. Il dettaglio del 12 aprile. Sul Veneto permangono condizioni di tempo perturbato. Sulla nostra regione infatti avremo precipitazioni diffuse sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata. Attenzione a fenomeni forti, specie sulle aree pedemontane. Forti venti di scirocco sulla costa, orientali in pianura. Temperature in lieve aumento, minime tra 8 e 12 gradi, massime invece tra gli 11 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge diffuse, anche moderate, soprattutto in serata e in nottata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime fino ai 12-14 gradi. Infine nessuna novità di rilievo sul Trentino Alto Adige, maltempo diffuso con neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì 12 aprile con un Veneto che è ancora in fascia arancione, tante le regioni che da oggi ritornano di fatto all'arancione con l'apertura di fatto delle scuole. Si stima che attualmente siano 8 su 10 gli studenti italiani rientrati in classe. Di certo questo periodo per la scuola e per il mondo che ruota attorno alla scuola è stato un periodo difficilissimo e ne parleremo per l'appunto con gli ospiti che vi ho già presentato, con il sindaco di Serena Dario Scopel, che è consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, e con Cornelio Dalla Valle, che è presidente di Feder Solidarietà di Vicenza. Dalla Valle, comincio con lei perché c'è un tema importantissimo quando parliamo di scuola, ovvero l'accompagnamento delle fasce più fragili, degli studenti più fragili, in questo caso di quelli disabili. Cosa ha fatto il mondo delle cooperative e della solidarietà in Veneto in questi mesi? Diciamo che il mondo della cooperazione ha lavorato in questi mesi in forte sinergia per affrontare questa criticità, perché ricordiamo che quando c'è stato l'inizio del lockdown, quindi l'inizio della pandemia, e quindi risaliamo a febbraio, fine febbraio, inizi marzo 2020, le scuole sono state chiuse e con la conseguenza che le persone disabili sono rimaste a casa per un periodo anche importante, perché poi la ripresa del servizio è stata attivata circa ad aprile dello scorso anno con il sostegno a domicilio e a distanza. È stato fatto un lavoro di sinergia importante con le ULSS stesse, con le famiglie, anche con il sindacato, perché anche qua quando c'è stato il lockdown e la chiusura delle scuole abbiamo avuto il problema dal punto di vista occupazionale, quindi tutti gli operatori sono rimasti a casa in cassa integrazione.
E quindi anche qua è stato fatto un lavoro con i sindacati. Con gli stessi sindacati però è stato fatto un lavoro importante quando si è riattivato il servizio a domicilio, e quindi il lavoro è stato fatto per mettere in sicurezza gli operatori, e quindi con la stesura di protocolli finalizzati a contrastare il rischio Covid per gli operatori stessi e per le famiglie, perché ricordiamo che gli operatori andavano a casa delle famiglie e quello che facevano in classe fino a un mese prima poi l'hanno portato all'interno delle mura domestiche. Questo è stato un intervento importantissimo per garantire continuità assistenziale alle persone disabili, perché le famiglie effettivamente si sono trovate, non dico abbandonate, però da sole a dover gestire il figlio senza nessun sostegno dal punto di vista dei servizi. Quindi questa è stata un'azione che ha visto veramente più attori coinvolti nel far sì che questa azione rispondesse a quelle che erano allora, che sono tutt'oggi, le esigenze di queste famiglie. Tra l'altro, ecco, prego, l'ho interrotta. No, niente, poi c'è stata fortunatamente la ripresa della frequenza scolastica, e anche qua diciamo che quando c'è stato il secondo blocco di zona rossa avvenuta di recente, è stato dato la possibilità alle persone disabili a mantenere la frequenza, addirittura anche coinvolgendo altri bambini, quindi è stato fatto un'azione veramente di integrazione scolastica e sociale, perché questi bambini disabili non erano soli all'interno delle scuole. Quindi ma spieghiamo bene cosa avete fatto. Quindi ci sono stati dei bambini di fatto che hanno potuto accompagnare in classe i loro coetanei disabili. Questo è stato fatto. Sì, abbiamo avuto, non in tutte le scuole, ma in alcune scuole il dirigente scolastico ha permesso, quindi molto in maniera come dire lungimirante, e quindi puntando veramente a quella che è l'integrazione scolastica sociale, ha permesso la frequenza anche a dei coetanei normodotati, e quindi lì c'è stato veramente un momento di integrazione scolastica e sociale, perché dobbiamo ricordare che il servizio di integrazione scolastica sociale non è finalizzato alla didattica, non dobbiamo fare confusione con quelle che sono le insegnanti di sostegno, le operatrici che operano per le cooperative all'interno delle scuole portano avanti un progetto di integrazione condiviso con i servizi sociali delle ULSS e con le famiglie soprattutto, quindi devono rispondere a quelle che sono le esigenze del bambino stesso, e lo condividono anche con il docente scolastico, quindi è un lavoro di squadra. Se funziona il lavoro di squadra si raggiungono risultati veramente importanti, e devo dire dal nostro osservatorio, soprattutto in questo momento di crisi pandemica, il lavoro di squadra c'è ed è stato dimostrato, quindi ognuno per la sua parte ha contribuito a non abbandonare questi bambini e questi ragazzi. Sicuramente in questo lavoro di squadra ci sono stati e ci sono i comuni. Sindaco Scopella, come ha vissuto l'ultimo, diciamo così, lockdown delle scuole? Che soluzioni avete apportato, e più in generale come valuta questo momento per i più piccoli? Beh, io ho sempre ritenuto che la didattica a distanza, per quanto possa essere un metodo, diciamo, per tamponare il buco, non è certamente la situazione migliore per i bambini, ma i ragazzi di qualsiasi età, di chi deve andare a scuola, anche pensando alle università. Per cui credo siano stati momenti difficili, naturalmente per i bambini, ma anche per le loro famiglie. Come comune abbiamo sempre cercato di dare il massimo del nostro sostegno, anche pensando alla primavera dello scorso anno, per chi non aveva supporti informatici, anche dando dei PC attraverso la scuola. Ma ritengo che
quello che come comuni si è cercato di fare è mettere nelle condizioni massime possibili di poter andare a scuola, per cui ad esempio l'allargamento delle classi laddove necessario nel corso dell'estate, anche il distanziamento e il frazionamento, diciamo, dei gruppi che utilizzano la mensa, e anche garantire questi servizi, il dopo scuola pomeridiano, magari anche facoltativo, nel corso di questi mesi, anche naturalmente quelli non rossi, dando comunque in un momento anche difficile un supporto importante alle famiglie, che altrimenti si trovano davvero nel momento in cui c'è una zona rossa, per quanto ci siano, come dire, delle possibilità di congedo e quant'altro, sono comunque sempre fortemente limitanti nell'organizzazione familiare, ancor di più per chi ha poi situazioni, come dire, di fragilità all'interno delle mura di casa. Ecco, queste situazioni di fragilità si sono acuite, sono aumentate. Lei da amministratore che cosa vede? Io credo che sono aumentate certamente, cioè la condizione anche di stress dovuta alla pandemia che dura oltre un anno, oltre ai momenti, diciamo, più critici, quelli del lockdown e delle zone rosse, hanno certamente creato un aumento di queste fragilità e comunque anche l'intensificazione nelle situazioni già presenti. Il lavoro che è stato fatto, come diceva prima il signor Dalla Valle, soprattutto in alcuni territori laddove i presidi si sono presi di fatto la responsabilità loro di poter far rientrare alcuni bambini e quindi alcune classi, ha certamente aiutato di più. Ecco che anche in questo caso, in una situazione così emergenziale, lasciare che una situazione, diciamo, sia diversificata da territorio a territorio non creda che sia la condizione più ottimale. In condizioni di questo genere bisogna fare in modo che ci siano regole certe per tutti, in maniera tale da non creare territori di serie A, territori di serie B, rispetto al fatto che uno è, come dire, più predisposto a prendersi una responsabilità oppure no. E Dalla Valle, la solidarietà è importante, il mondo delle cooperative ha fatto la sua parte, prima lei lo ha detto molto chiaramente, però di fatto questa pandemia ha portato diversi nodi al pettine. Proprio quello della disabilità è uno di questi che ha bisogno di risposte che siano più strutturali da qui in avanti. Le chiedo, c'è la percezione da parte delle famiglie con minori disabili a carico di essere stati lasciati soli, perlomeno dalle istituzioni, da provvedimenti di natura generale? Beh, diciamo che in un primo periodo effettivamente le famiglie si sono sentite abbandonate. C'è stato questo disagio generalizzato, disagio che tra l'altro abbiamo provato un po' tutti, anche noi cittadini. Dopo però c'è stato anche una certa reattività nel affrontare questo disagio e quindi mettendo in campo delle azioni che sono state favorite anche da provvedimenti governativi. Non dimentichiamo che nell'ambito della semiresidenzialità la stessa Regione, con 2 provvedimenti successivi, con 2 DGR regionali, ha garantito l'apertura dei centri diurni che accolgono queste persone. Cosa ci ha insegnato questa pandemia, se posso permettermi, è che sicuramente le famiglie hanno bisogno di altro. Sta accelerando quel processo di innovazione che da alcuni anni ne stiamo parlando all'interno dei nostri servizi, quindi che vanno dall'assistenza scolastica piuttosto che alla semiresidenziale o ai servizi residenziali. È un processo di innovazione che va portato avanti perché la pandemia ci ha fatto capire tutti quanti che le famiglie hanno bisogno di altri e lo sperimentare anche forme alternative di sostegno ci sta portando a
a far sì che queste forme di sostegno alternative siano in qualche modo in futuro facciano parte di una programmazione standard. Faccio un esempio: il sostegno a distanza, l'attività a distanza, non parlo dell'attività scolastica ma in ambito semi-residenziale, ci ha fatto capire che possono esistere anche altre forme, non in alternativa a quella che è la frequenza in un centro diurno, ma a supporto. Quindi anche perché i centri diurni, così come sono strutturati, parlando di orari 8 e 16, stanno segnando il tempo, non rispondono più alle esigenze che le famiglie hanno in questo momento. Per cui anche noi del mondo del sociale, in collaborazione con le famiglie stesse, in collaborazione con le ULSS, con la Regione, dobbiamo continuare in questa azione che va ad innovare i nostri servizi. Certo. Insomma, se c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno, sicuramente questo va visto, perché ha portato anche degli aspetti positivi. E dalla Valle c'è un ministero per la disabilità, tra l'altro che adesso è guidato da una vicentina, da Erika Stefani. Certo. Ha avuto modo di incontrarla, di parlarci? Allora, di recente è stato fatto un incontro con il presidente di Feder Solidarietà Veneto, il dottor Roberto Baldo, e hanno parlato appunto di disabilità, hanno discusso di queste tematiche, delle criticità che le cooperative hanno affrontato in questi mesi qua, che le stesse famiglie hanno affrontato. Quindi un dialogo è stato aperto e sicuramente avrà anche un proseguo, perché la stessa ministra si è dimostrata molto attenta a quelle che sono le criticità, quelle che sono le problematiche, e molto aperta anche a trovare delle soluzioni. Quindi l'incontro è stato fatto ed è stato molto positivo. E connesso a questo tema, quindi al rientro in classe, alla disabilità, è il tema dei trasporti. Sindaco Scopella, lei è consigliere delegato ai trasporti per la provincia di Belluno, una provincia che ha una mobilità molto complessa. Come sta andando su questo fronte? Le compagnie di trasporto non stanno attraversando un bel periodo? Per quanto riguarda in generale il trasporto scolastico, come provincia di Belluno ci siamo organizzati, credo, in maniera buona, rispondendo a quella che è l'attuale presenza in classe, quindi del 50%. È stato fatto un piano ancora a Natale, che poi è entrato in funzione, diciamo, a febbraio, per circa un mese, dove con l'aggiunta di 16 mezzi e diverse corse aggiuntive, diciamo, di trasporto pubblico, è stato garantito il fatto che, soprattutto nelle ore di punta, appunto scolastiche, non ci fosse un'affluenza oltre la soglia all'interno dei veicoli. Tra l'altro, sempre la Dolomiti Bus, il gestore, diciamo, del trasporto pubblico locale, ha anche messo 6 persone, 6 steward, diciamo, nei piazzali più importanti dal punto di vista logistico per il crocevia del trasporto scolastico, quindi Belluno ma anche Feltre, nei piazzali della stazione, degli steward che verificavano la situazione, che i ragazzi, insomma, indossassero mascherine, tenessero distanziamenti e soprattutto che non salissero oltre una certa soglia all'interno dei mezzi. Questo però poi ha anche un costo, perché già il fatto che nel corso dei mesi l'affluenza sui mezzi sia stata comunque più ridotta rispetto ad un anno normale, e anche questo potenziamento di mezzi, quindi anche di uomini e di chilometri, quindi percorsi, porta a circa un prezzo di circa 220.000 euro aggiuntivi del costo di trasporto, che quindi in questo momento vengono messi dalla società, ma che poi speriamo possano trovare riscontro in un decreto ristori, insomma, dello Stato. Lo scorso anno effettivamente sono arrivate delle somme che non hanno coperto totalmente, ma hanno comunque aiutato in maniera importante i conti della società. Sono arrivati circa 700.000 euro, e anche la provincia di Belluno ha stanziato per il settore $500.000
che sarà, come dire, possibile utilizzare nel corso del 2021 se i conti delle società non saranno buoni appunto a causa Covid. Tra l'altro, come provincia di Belluno abbiamo messo anche 100.000 euro per i bus operator, che di fatto fanno anche in molte tratte anche un trasporto comunque scolastico. Quindi abbiamo cercato di mettere come provincia delle risorse sia nel pubblico ma anche nel settore privato, che è certamente da aiutare, da sostenere, delle risorse importanti che spero possano essere, non dico certamente risolutive, ma un aiuto importante alle aziende. E perché di fatto di questo poi parliamo sempre di risorse aggiuntive. Immagino questo dalla Valle valga anche per tutto il tema della disabilità. Per garantire servizi efficaci, efficienti, servono risorse aggiuntive. Secondo lei arriveranno delle risposte anche di tipo monetario da parte del governo, e ci dovrà essere spazio per la disabilità nel recovery plan? Allora, diciamo che adesso in questo momento stiamo aspettando dei ristori indirizzati a chi gestisce, chi ha gestito servizi semiresidenziali e per la copertura dei costi aggiuntivi che hanno avuto in questo periodo di emergenza Covid, e quindi tutti i costi legati a mettere in sicurezza le strutture per poter poi accogliere nuovamente l'utente, evitando situazioni a rischio, quindi dispositivi di protezione individuali, tutti quello che riguarda la sanificazione dei locali, quant'altro. Quindi sono circa 3 milioni di euro che il governo ha stanziato e arriveranno insomma alla Regione Veneto, e la quale dovrà stornarli agli enti accreditati. Questo per quanto riguarda la gestione di questo momento di emergenza sanitaria. Per quanto riguarda l'aspetto economico per la gestione di questi servizi, sicuramente se vogliamo alzare un po' il livello, parallelamente c'è bisogno anche di adeguare quelle che sono le risorse dedicate in questo ambito qua. È anche vero, io credo che i soldi possono essere usati in maniera diversa, quindi quando parliamo di innovazione dei servizi non è così scontato che questi comporti un aumento di costi, ma è una riorganizzazione dei servizi in modo diverso, più rispondente a quelle che sono le esigenze delle famiglie. Certo è che comunque se vogliamo mirare a quelli che è la qualità del servizio, la qualità ha un costo, e quindi è chiaro che la giusta allocazione di risorse economiche va fatta e va studiata assieme con la Regione. Grazie, vi ringrazio entrambi per il tempo che ci avete dedicato. Grazie a Dario Scopè, il sindaco di Serena, consigliere delegato della provincia di Belluno per i trasporti. Grazie sindaco, buon lavoro, e grazie anche a lei Dalla Valle, presidente di Feder Solidarietà di Vicenza. Grazie davvero a entrambi i miei ospiti. Proseguiamo con questa diretta perché vi vorrei mostrare adesso un appello molto importante che arriva dalla Marca, più in particolare dal comune di Fregona, per salvare le grotte del Caglieron che erano state devastate dalla bomba d'acqua dello scorso inverno. Vediamo. Una raccolta fondi civica aperta a tutti per ripristinare il sito delle grotte del Caglieron a Fregona, devastato dalla bomba d'acqua dello scorso 5 dicembre. A promuovere l'iniziativa, attivata sulla piattaforma nazionale Produzioni dal Basso, la Proloco. All'inizio l'idea è stata spiazzante. Ho proposto al mio consiglio questa iniziativa, all'inizio si sono magari messi anche le mani sui capelli, però poi in realtà hanno sposato questa idea, che era l'unica percorribile probabilmente in attesa di altre risorse che magari arriveranno al comune, che è il proprietario del bene.
La Proloco ha sottoscritto con il Comune una convenzione secondo la quale sarà l'associazione il committente dei lavori, seguiti passo passo però dall'ufficio tecnico. Questo velocizzerà i tempi soprattutto in termini burocratici. Le passerelle sono già in via di sistemazione, ma l'intervento complessivo per rimediare a frane e cedimenti è molto più ampio. L'obiettivo minimo è 140.000 euro, che sono quelli che permettono la riapertura del percorso turistico base. Ovviamente se ne arrivano di più, ci sono diversi altri lavori, si stima che i danni arrivino quasi ai 350-400.000 euro. Il periodo non è facile, la Proloco lancia un appello a privati cittadini e aziende e in generale a tutti coloro che abbiano a cuore questo sito naturale di grande importanza. È anche un attrattore turistico per tutta l'area dell'Alta Marca Trevigiana, quindi noi lavoriamo anche per questo, perché qualora si potrà aprire, speriamo già nel mese di maggio, contribuirà questo sito a tenere viva quest'area e quindi anche il turismo ne beneficerà. Si sta aggiornando in questi minuti la contabilità del vaccino. Questa settimana sono in arrivo 2.200.000 dosi. Questo è il dato aggiornato appunto da parte del commissario Figliuolo. La prima dose è stata somministrata, dice, al 70% degli over 80. Vediamo un attimo il dato, perché è importante, e dopo bisogna incrociare anche con quanto detto da Zaia, nel senso che il tema è anche logistico. I sieri, come sapete, arrivano a Pratica di Mare e poi vengono distribuiti nelle regioni. C'è il tema dello stoccaggio, il tema delle temperature basse, quindi non è sempre così automatico, ci sono dei tempi che poi influiscono sul ritmo della campagna vaccinale. Comunque sono in arrivo questa settimana quindi 2.200.000 dosi di vaccino. Nello specifico, da oggi fino a mercoledì è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer con un notevole aumento rispetto a quanto comunicato in precedenza. Parliamo di circa 1,5 milioni di dosi, questo appunto di Pfizer. A queste si aggiungeranno poi altre 400.000 dosi di Moderna. Domani 360.000 dosi saranno stoccate nell'hub della Difesa, per l'appunto a Pratica di Mare. Di queste 184.000 riguardano il primo carico di Johnson & Johnson, mentre altre 175.000 sono di AstraZeneca. Zaia, che prima ha detto, quando parliamo di Johnson & Johnson dobbiamo di fatto moltiplicare per 2, perché per Johnson & Johnson basta soltanto una dose. Zaia, che questa mattina, ma lo vedremo poi nel corso dei nostri telegiornali, ha incontrato anche la stampa estera, alla quale ha ribadito l'intenzione di aprire il Veneto per l'estate. Quindi dice Zaia, ha detto Zaia alla stampa estera, il Veneto apre ed è pronto ad accogliere i turisti, benvengano soprattutto quelli vaccinati. Il tema qui è quello del Green Pass, del passaporto verde che si sta discutendo a livello europeo. Zaia, che ha fissato anche un importante limite: entro il 21 di giugno saranno vaccinati tutti gli over 60. Questa è stata una comunicazione importante e particolarmente attesa. Vi ricordo poi che siamo in allerta idrogeologica dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, con un rischio alto di valanghe. È tutto, ci vediamo alle 18:30. Grazie per l'attenzione.